Possibili infiltrazioni criminali, l'antimafia ha bloccato i lavori del nuovo ospedale di Conegliano. L'interdittiva è stata emessa lo scorso 16 dicembre dalla prefettura di Napoli. Nel mirino è finita la ditta Eurosaf SRL con sede legale nella città partenopea, ma in fondo al tunnel c'è già uno spiraglio. I lavori, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, presto potrebbero ripartire. Io devo ringraziare la prefettura e i miei collaboratori perché hanno trovato d'intesa con l'ATI, cioè con chi che ha organizzato il cantiere e i lavori, la possibilità di far entrare un altro subappaltatore al posto di queste persone, per cui questo fermo cantiere sarà di circa 20 giorni, 3 settimane e poi si riprenderà ovviamente il lavoro. Una corsa contro il tempo. Avendo l'obbligo del PNRR di arrivare col prossimo anno, a marzo del prossimo anno, a fine cantiere, è chiaro che abbiamo bisogno di correre. Fra l'altro il cantiere era stato già costretto ad uno stop dovuto al maltempo. Le piogge hanno ritardato i lavori di quasi 2 mesi. Ora, dice Benazzi, dobbiamo andare avanti, non ci può essere nessun altro fermo. Il cantiere del nuovo ospedale è finanziato con i fondi PNRR. I lavori devono essere terminati entro la scadenza prevista il 25 novembre 2025 per beneficiare dei fondi europei di 47,2 milioni di euro. La ditta raggiunta dall'interdittiva dell'antimafia era stata incaricata dal Consorzio Stabile Infratec di Milano per eseguire i lavori del nuovo ospedale. Nel marzo 2023 il consorzio milanese si era aggiudicato il cantiere dell'ULSS 2 del valore complessivo di oltre 55 milioni di euro, ma le indagini dell'antimafia hanno messo la parola fine ai lavori della ditta partenopea. La Marca negli ultimi giorni è stata raggiunta da 2 interdittive, quelle relative alla ditta in subappalto napoletana ed un'altra che ha colpito una società con base sempre a Conegliano, operante nel settore dell'edilizia e specializzata nella viabilità. Siamo contenti che questi controlli avvengano, è meglio che avvengano adesso che dopo, ecco, quando magari abbiamo pagato eccetera. Quindi credo che sia importante che questi controlli continuino. È chiaro che i nostri tecnici mandano la richiesta appunto alle prefetture varie a seconda dove vengono le ditte, e poi è la prefettura che ci dice questo ha dei problemi oppure questo è a posto dal punto di vista dell'antimafia. E partiamo anche questo venerdì 31 gennaio, finalmente che va via gennaio, dice la Mirella, con un ospite graditissimo che è Marzio Favero, consigliere regionale del Veneto Lega. Grazie professor Favero di essere qui con noi. Sono partita con questo servizio perché lei è un politico di lungo corso e questi appalti cominciano un po' a stancare, nel senso che addirittura di lavori si scopre che queste ditte hanno qualcosa che non va. Scusi Favero, ma non è che si potrebbe controllare prima e non dopo? Perché le carte sono carte, come si viene a sapere il dopo che questa ditta non deve lavorare perché abbiamo sentito cosa c'è sotto e non si riesce a capire perché i controlli non si fanno prima, perché sono tanti soldi, stiamo parlando di 55 milioni. Cosa ci dice professore, lei che non ha mai avuto problemi di dire quello che pensa? Prego. Penso che più le normative sono complicate e meno sono applicabili, questa è la verità. E anche sugli appalti alla fine abbiamo un tale coacervo di norme che chi è furbo riesce in qualche modo a proporsi. Poi ovviamente i nodi vengono al pettine, come è accaduto a Conegliano, e quindi la cosa termina là. Però quante sono le ditte che si presentano ai nostri bandi pubblici e poi si rivelano in corso d'opera non all'altezza dei cantieri, facendo rallentare le opere pubbliche, mettendo in difficoltà i cittadini e via elencando. Io credo che si dovrebbe superare quell'idea che i concorsi vanno fatti sempre e comunque su scala nazionale quando superano certi importi, perché diventa incomprensibile come facciano certe ditte che dovrebbero sostenere i costi di trasporto per venire su a lavorare qui in Veneto a rientrare nel budget, tant'è che poi in realtà subappaltano. Ecco, una cosa che forse si potrebbe fare è cercare di ridurre la prassi dei subappalti. Lavora chi è in grado di farlo perché ha i mezzi, soprattutto sui cantieri importanti, non chi ha una bandierina, cioè un nome di una ditta, vince l'appalto che rispetta qualche codice, però poi non ha gli uomini, gli operai, gli strumenti per operare, quindi va in subappalto.
siccome il margine di guadagno ci deve essere anche per le ditte subappaltatrici, è chiaro che alla fine i lavori sono i primi a soffrire, e se soffrono i lavori significa che alla fine il prodotto che arriva a disposizione dei cittadini non è adeguato. Credo che dovremmo proprio cambiare impostazione a livello nazionale su queste cose. Però Favero, quello che traspare è che chi deve intervenire è il governo, con delle normative, con delle leggi anche molto chiare, però mi sembra che anche voi come partito siete stati al governo e questi appalti non è che non durano da poco, anzi si sa, addirittura c'era un cartello, avevano fatto anche un cartello grandissimi imprenditori anche nostri, poi fortunatamente si è scoperto che qualcosa non andava. Non le sembra che sarebbe il caso di agire? Perché bisogna intervenire? Perché parole ne abbiamo sentite tante, anche buona volontà, di trasparenza, di chiarezza, ma nei fatti non ci siamo. Siamo nel 2025 e sentiamo ancora che una ditta napoletana è riuscita a vincere il concorso e vincere l'appalto, e adesso si scopre che invece c'è qualcosa che non va bene. Non le sembra che il cittadino a casa è un po' stanco? Questi il 55% di persone che non va a votare è dovuto anche al malessere che si vive, si colpisce sempre il fragile, è facile colpire il fragile e poi quel furbetto l'ha sempre vinta, comunque, dovunque, poi se ha anche soldi sto furbetto non fa neppure un giorno di galera, in galera ci vanno quelli che non possono permettersi fior di avvocati, oppure per delle cose che si potrebbero fare anche in 3 percorsi. Non è il caso di cominciare ad agire per rispetto di questa popolazione che mi sembra, specialmente qua nel Veneto, nel Triveneto, si sia rimboccata tanto le maniche, abbia dimostrato la voglia di operare, di fare, eppure non riusciamo a capire se è colpito l'operaio, se è colpito l'artigiano, se è colpito questa forza che avevamo, che faceva andare avanti il paese. E questa gente ha cercato anche di cambiare partiti, di gestirsi, ma 55% che non va a votare con 6 milioni di poveri la dicono lunga sull'operato della politica, parlo tutta in generale di quello che è stato fatto per loro e non per il popolo italiano. Prego Favero. Tu conosci qual è la mia impostazione, tanto che sono stato rimproverato anche all'interno del mio partito per le affermazioni che ho fatto negli ultimi 2 mesi. Ma nella sostanza io penso che questo Paese abbia bisogno di un'unica grande riforma in senso federale, perché quando le leggi per governare i cittadini vengono fatte vicino ai cittadini, di solito i risultati sono migliori. Noi purtroppo in questo momento ci troviamo in una situazione per cui anche quella timida, modestissima, umilissima riforma che portava il nome di Calderoli è stata di fatto svuotata dalla sentenza della consulta della Corte Costituzionale. È stato bocciato anche il referendum, ma poco importa perché comunque era una legge che aveva perso la sua efficacia, tant'è che adesso si parla della sua riscrittura. Questo Paese non vuole accettare la terapia dell'autonomia che fa rima con responsabilità. E mi permetto di fare con te una riflessione molto semplice, però non banale e neanche semplicistica. Dal 2012 al 2024 è iniziata una stagione di feroci tagli agli enti locali e alle regioni. Lo Stato, cioè, ha ridotto la restituzione dei soldi ai territori. È partito Monti, il governo Monti, e poi gli altri più o meno hanno proseguito lungo il medesimo percorso. Risultato: comuni, province, regioni hanno avuto meno risorse per gestire i territori e attenzione, si tratta di enti che sono obbligati per legge al pareggio di bilancio, cioè noi non possiamo fare un buco di bilancio, altrimenti ci mandano a casa. Il debito pubblico è però passato dal 2012 al 2024 da 2.000 miliardi a 3.000 miliardi, una cifra imponente e spaventosa perché ormai il debito pubblico pesa per il 131% rispetto al PIL. Allora, se è stata applicata una terapia da cavallo sulle spese degli enti locali e delle regioni e comunque il debito pubblico è cresciuto a dismisura, domanda: dove si trovano le falle? Nei bilanci pubblici? Ma mi pare chiaro, nello Stato che viene gestito in maniera pessima. Il problema è che abbiamo un sistema di apparati
terribile il cui governo non si riesce a portare a rigore. Ed è questo che dovrebbe preoccupare i cittadini, perché siamo in una situazione prossima al default per quanto mi riguarda, e quindi credo che davvero questo Paese, non solo nella dimensione degli appalti, in tutto dovrebbe portare avanti delle riforme strutturali, ma invece si cede alla miserrima retorica del dobbiamo stare uniti, il Paese è un valore, e via via con forme di neopatriottismo che francamente non si capisce che ragione abbiano in questo Paese. Discutiamo animatamente del fascismo, che è morto da più di 80 anni, e non riusciamo ad affrontare la verità, cioè che abbiamo bisogno di una ricetta lacrime e sangue per correggere il funzionamento di questo Stato, se vogliamo consentire alle prossime generazioni di avere un welfare minimo e dei servizi pubblici. Professor Favero, non è che forse abbiamo bisogno anche di più competenze, più persone preparate all'interno di questo Parlamento, di questi burocrati? Perché noi siamo andati avanti da una vita che i posti anche migliori vengono presi da persone non sempre competenti, ma perché figlio di, nipote di, fa parte dei cerchi magici. Non le sembra con le capacità che ha questo Paese, che anche le segreterie politiche che ancora decidono i cartelli, i famosi cartelli delle persone che andremo a votare quasi sempre, deve mettersi in testa che deve far andare avanti le persone competenti, quelle brave, quelle che sanno di cosa si parla? Perché vede, professor Favero, io continuo a ricevere telefonate di persone che si presentano negli uffici con varie competenze che non sanno neppure di quello che si parla, ma neppure, siccome non ci sono i controlli che dovrebbero esserci, non è che magari aprono il computer e guardino cosa è stato modificato, cosa si può fare. Se ne fregano altamente, non dico tutti, ma purtroppo ci sono anche questi. Lei capisce che il cittadino che si rivolge a questi uffici, oltre a perdere una giornata di lavoro quasi sempre, perché minimo perde una giornata di lavoro, oppure questi telefoni, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, è un po' stanco perché paga le tasse e queste persone sono pagate coi soldi nostri, perché stiamo parlando di enti pubblici. Non le sembra che il governo dovrebbe intervenire, la politica dovrebbe intervenire e dire basta e far sedere su queste poltrone persone che veramente meritano? Perché ci sono, professor Favero, non è che non li abbiamo, non vanno avanti quelli meno preparati, perché così non creano problemi ai partiti. Questa è la verità, almeno da quello che sento e dicono anche le persone, anche quelle che non vanno più a votare. Prego, professore. Mirella, io vedo due ordini di problemi. Il primo, con la fine della Prima Repubblica sono morte anche le ideologie che sostenevano i partiti che l'avevano resa possibile. Ergo, al posto di sistemi ideali per guidare milioni di persone, ci si è ridotti ad individuare nella figura dei leader, oggi ingigantiti dai sistemi mass mediatici e dai social in internet, si è affidato a queste persone il compito di interpretare le esigenze di tutti. Si chiama leaderismo ed è una malattia. È una malattia perché nessuna persona da sola può decidere le sorti di comunità complesse. Queste persone godono di un prepotere, cioè di un potere eccessivo che è difficile mettere in discussione perché governano il consenso dei partiti, e se non hanno attorno a loro persone capaci e coraggiose, di buona volontà, cioè persone leali piuttosto che fedeli, c'è il rischio che anche possano deragliare. Io questo problema lo vedo in tutti i partiti, non ce n'è uno che si salvi. E su questo dovrebbero riflettere anche i giornalisti, perché sono i primi a alimentare il cortocircuito fra politica e consenso immediato. Perché ormai i politici non badano più agli effetti positivi o negativi che le loro scelte possono produrre nel lungo periodo. Sono interessati a capire se il giorno dopo che hanno preso una decisione gli indici del consenso della loro forza politica aumentano oppure no. Ed è
proprio questo meccanismo che fa sì che spesso i leader, per non avere concorrenti interni, si circondino non delle migliori persone, ma di quelle che riescono a controllare. Secondo problema, del quale è bene che si inizi a discutere con serietà: il funzionamento delle assemblee legislative. Penso a quella regionale, ma penso anche e soprattutto al Parlamento italiano, ma se vogliamo anche a quello europeo. Le liturgie che presiedono il funzionamento di queste assemblee sono liturgie che sono state elaborate nel corso dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Rendono questi organismi lenti e impacciati nel produrre norme, il che spiega il motivo per cui spesso sono gli esecutivi a fornire, avanzare proposte di legge, perché gli esecutivi godono di quella velocità che manca assolutamente alle assemblee legislative. E questo non è bene, perché solo un'assemblea legislativa è in grado di avere al proprio interno un dibattito che sia rappresentativo delle diverse anime del corpo sociale. Si chiama democrazia. La democrazia è faticosa, però noi stiamo sostituendo la democrazia rappresentativa e la democrazia rappresentata, cioè quella che diventa immagine, e quindi spesso nei consigli regionali o nel Parlamento italiano o a livello europeo prevalgono i discorsi di facciata rispetto a quelli di sostanza. Credo che veramente sia giunto il momento di affrontare il tema delle grandi riforme che finora è stato inviato nel nostro Paese. L'Europa stessa ce lo caldeggia e, nota a margine, noi abbiamo bisogno anche di rivedere il ruolo e funzione dell'Istituto europeo. Perché? Perché non è uno Stato, non è nemmeno una federazione, è persino dubbio che sia una confederazione, è un soggetto debole, come stanno a dimostrare i disordini di cui soffre il continente. Per esempio il fatto che abbiamo subito una guerra in Ucraina che forse si poteva evitare, ma lì c'è il gioco fra due superpotenze che continuano a fare braccio di ferro, Russia e Stati Uniti. Abbiamo visto quanto è accaduto in Medio Oriente, vediamo cosa accade in Africa e l'Italia è il primo paese a cui si rivolgono i rifugiati. In mezzo ai rifugiati però si infiltrano anche soggetti che rifugiati non sono e entrano e cercano di usare il vettore della migrazione per accedere in maniera illegale nel nostro paese. Insomma, credo che davvero sia il momento di un time out, come si suol dire a livello sportivo, e i partiti farebbero meglio a ritrovarsi, a pensare che forse serve passare a una fase diversa, cioè che è il momento di pensare, dopo 30 anni di tentativi falliti di riforme del Paese, di pensare di aprire un'assemblea costituente che non sia legata alle esigenze del consenso immediato e che abbia le condizioni per portare avanti quelle riforme istituzionali profonde di cui il nostro Paese ha bisogno. E io penso come modello a quello tedesco di Lander, si è rivelato estremamente efficace e funzionale. E noi abbiamo una composizione che per certi versi richiama l'organizzazione territoriale tedesca, per il semplice motivo che abbiamo delle regioni forti, così come loro hanno dei Länder che hanno delle identità storiche ben consolidate. Ecco, questo è quello che io credo dovrebbe diventare la via maestra, visto che, ripeto, ogni tentativo di riforma portato avanti a colpi di maggioranza viene poi abbattuto. Però, professor Favero, è anche vero che per fare queste riforme ci vuole del tempo. Non è che la riforma si faccia presto in 4 e 4/8. Quelle persone che stanno aspettando, che vedono depredate le loro case, continuamente non si è più sicuri neppure in casa propria, non c'è più orario, ti possono arrivare all'interno della casa devastando e psicologicamente terrorizzandoti a tutte le ore. Non le sembra che siamo troppo concentrati su questi barconi che arrivano con queste persone che non hanno neanche gli occhi da piangere? Ci sarà, come dice lei, anche qualche infiltrato che può far del male. Quando abbiamo le bande dall'est che arrivano indisturbate, mettono a fuoco e fiamme i paesi, se ne vanno indisturbate, in 1 ora e mezza sono già a casa nel silenzio totale. Perché forse di questi la politica ha più paura? Perché questi ti sparano, questi ti uccidono, gli altri non hanno niente, questi arrivano con le armi, sono persone che non hanno niente da perdere. E allora forse, professor Favero, non sarebbe tempo che la politica
ecco, cercasse di capire che ci sono anche queste persone, forse abbiamo più paura di queste che quelle continuamente che vediamo, ecco, coi fanali puntati e coi fucili puntati e spianati. Sono queste le persone che terrorizzano, di questo dovrebbe occuparsi la politica. Non è che il cittadino deve difendersi da solo, non può difendersi perché oltretutto c'è questa legittima difesa che non si riesce a capire, tu devi stare fermo, chiamare le forze dell'ordine, vedere quando arrivano, non ti devi muovere. Capisce che non può continuare così, perché ormai i numeri di furti e di persone terrorizzate, anche delle volte anche picchiate, sono numeri che la politica deve riflettere. Lei è un partito che ha il governo, con un ministro del governo, assolutamente bisogna intervenire in attesa che si facciano le riforme. Non possiamo vedere i militari in Albania e qui non abbiamo le forze dell'ordine. Capisce Favero che la gente non ci sta più? Sono i vostri paesi, quelli che vi hanno votato, specialmente qui nel nord-est, sono i vostri numeri che avevate. Dovrebbe qualcuno riflettere su questo. Prego, professor Favero. Allora, Mirella, io sono d'accordo con te sul fatto che sia necessario dare una risposta ai cittadini. Però alle volte per dare la risposta giusta bisogna riuscire ad accettare anche il prezzo del tempo necessario per portare avanti le riforme. In questo Paese, nel nome del immediatamente e subito, non si è mai provveduto a fare quelle riforme che invece sono necessarie per dare risposte stabili. Questo vale anche per la pubblica sicurezza. Tu giustamente fai riferimento agli equipaggi dell'est e ho apprezzato quel passaggio che hai fatto sulle persone che arrivano in barcone. Anche secondo me dovremmo avere maggiore umanità, perché io non affronterei mai un viaggio del genere, né esporrei i miei figli ai rischi che un viaggio del genere comporta. Quindi quanta disperazione c'è a bordo di quei barconi. E se c'è qualche furbo e qualche disgraziato, molti sono invece persone umili che cercano disperatamente un'alternativa alle condizioni del loro paese. E quindi sono d'accordo con te sul fatto che non sono i barconi l'emergenza, ma che il nostro territorio risente molto di più di quelle bande di delinquenti che arrivano dall'est. Ma anche qui, permettimi di raccontarti questa cosa. Tutti i comuni si sono attrezzati ormai di sistemi di videosorveglianza. Molti di questi sistemi sono fondati sulla lettura della targa, ovvero sia riconoscono gli autoveicoli che passano, leggono le targhe e attraverso un sistema di software sanno se chi è a bordo ha pagato il bollo dell'auto, è a posto con la revisione e via elencando se l'autoveicolo è iscritto al PRA. Bene, allora quando vi sono delle auto sospette che transitano per il nostro territorio, potrebbe sembrare logico che questi sistemi scovino queste macchine e diano immediatamente l'indicazione alle forze dell'ordine per bloccarle. Ma questo non succede perché i comuni, le polizie locali, non hanno accesso alle banche dati nazionali. Perché? Perché queste lo Stato le vuole gestire in proprio, perché il tema della sicurezza pubblica è di esclusiva competenza dello Stato. Ergo, se c'è un autoveicolo sospetto che è noto ai carabinieri o alla polizia di Stato, non lo è altrettanto ai sistemi digitali, oggi sorretti anche dall'intelligenza artificiale, gestita dai comuni. Se vi fosse una collaborazione più profonda fra Polizia di Stato, Carabinieri e polizie locali e una integrazione nella gestione dei dati, probabilmente saremo in grado di identificare rapidamente molti di questi equipaggi, molte delle auto sospette e chi vi è a bordo avrebbe molto più difficoltà a sfuggire alla rete delle forze dell'ordine. Anche su questo però, nonostante io abbia posto la questione quando ero sindaco al prefetto all'epoca in una conversazione che riguardava questi temi e nonostante abbia ribadito questo concetto in una commissione consigliare in regione, vedo che si tratta di questioni che si ritengono troppo elevate, si parla di massimi sistemi, quindi ma sa, noi dobbiamo cercare le nostre soluzioni immediate perché queste sono questioni che riguardano i massimi sistemi. Forse non abbiamo capito che questi sono problemi da massimi sistemi, che non possono essere risolti a livello locale.
perché per controllare equipaggi di delinquenti che arrivano dai paesi dall'est bisogna avere una rete informativa che non è quella di cui può disporre un povero sindaco con i suoi agenti locali. Peraltro tutte le forze locali della polizia locale sono oggi ridotte ai minimi termini per i tagli al personale. E anche le forze dell'ordine adeguate, con equipaggiamenti adeguati, perché questi non è che arrivano col bicchiere d'acqua, questi arrivano con delle armi incredibili. Guarda, prego. Mirella, un amico imprenditore mi ha mostrato l'assalto fatto a un suo magazzino di calzature di pregio, e la gente che era scesa dai camion era vestita da militari, avevano equipaggiamenti da combattimento, occhiali per la vista notturna, mitra, eccetera. Allora, di certo non si tratta del piccolo delinquente locale. Eh sì, ha fatto bene, la ringrazio. Avete capito perché vi ho fatto attendere al centralino? Perché dovete anche ascoltare chi fa parte della politica, chi sa cosa si può fare, cosa non è stato fatto e cosa si dovrebbe fare urgentemente. Perché, come ripeto, non possiamo vedere questi poliziotti in Albania con dei numeri elevati anche per far arrivare questi 30 persone, e noi qui siamo in balia del delinquente vero, del rapinatore vero, quello che fa paura, quello che ti uccide. È quello che non riesco a capire. Ma perché nel mio paese non c'è questa attenzione per me? Ma io pago le tasse, ma come fa il cittadino a difendersi? Il controllo del vicinato è pericoloso, perché, ripeto, avete sentito come arrivano queste persone, e tu in quel momento non sei una persona, sei qualcosa da depredare, un numero, chi se ne frega di te. I valori non li hanno queste bande che arrivano, è questo che io voglio capire, perché la politica non interviene tutta. Allora dai Rinaldo, adesso ti lascio parlare, vai Rinaldo. Mirella, grazie Mirella. Intanto saluto Favero, e a Favero voglio dire, ma siamo in Italia, siamo soggetti di chi che viene comandatori, addirittura in piazza in Messina, porchi italiani, ma il governo cosa fa? Gli dà sempre la colpa qui di prima. Comunque 3 anni, a parte gli altri della che sempre stai con tutti i governi. Ma perché non fa niente? Sapete il problema? E dobbiamo pure qualche cosa. Sapete che voi, fra carabinieri e sindaci, i sedai dati, no? Se mi non fanno una buetta, istrugo un bottone, su 10 milioni mi trova. E allora perché non lo facete? Perché non cercate di risolvere i problemi veri? Non quelli che hai politici disonesti, più dei ladri, dei politici che non si può processare perché finalmente che mi sei colpevoli. Ma le cose non mi cerca. Berlusconi, 100 processi, adesso fuori da tutti. Perché? Perché alla fine che mica c'è una multa per eccesso di velocità nel 1960. Io mi ha fatto in tribunale, mi ha toccato andare. Ma cosa si può dire a parlare? È il despeglio di prima. Mettete posto ai poveri gli operai, adesso che sto operare. Cosa ne serve l'ospedale? Se non va bene anche quelli che abbiamo. Mi tocca pagarmi tutto e fortunatamente godo fare anche. Se no, dove andare via? E una vita che mi avrà dopo 2 anni, che ne ho 81 anni, e vuoi lavorare una vita, va bene. E se stiamo dire che i fascisti non vede più. Tutti quelli che vanno a fare al passo di Rocca, che lascia le mani, cosa dici? Ma dai, che è vergognoso. Tutti i nostri politici, i quadri dei Mussolini, in casa, ma cosa stiamo dire? Beh, tutti no, dai, non sei che tutti, dobbiamo anche stare attenti, tutti no, non credo. Grazie Rinaldo, lo andiamo a vedere perché devo correre questo furto in casa a Carbonera. Ieri abbiamo avuto il sindaco di Carbonera e guardate cosa è successo. Sono riuscita ad urlare
perché non avevo altre vie di fuga praticamente, e di conseguenza se ne sono andati molto molto velocemente. Carbonera, via Marzemine 18:30. Le persone che rincasano da lavoro e chi come Giuliana stava aspettando di uscire con la figlia e il nipotino. Appuntamento rinviato, il piccolo si è addormentato profondamente, così Giuliana è rimasta a casa. TV accesa a farle compagnia mentre attendeva di prepararsi la cena, poi il fortissimo e improvviso rumore. Non sono riusciti a rovistare, diciamo, il quanto, perché ho sentito, ma questo grazie a uno stand di biancheria, ho sentito il forte botto e poi questo cigolare. Purtroppo sono già 2 volte che entrano dentro casa, di cui una volta purtroppo sono stata narcotizzata e di conseguenza portata di corsa in ospedale. Dopo il trauma subito, Giuliana aveva installato l'allarme, vivendo da allora con la paura di un possibile ritorno dei ladri, ma non è bastato. È dura, è difficile ed è pesante, perché non ci si può più fidare di niente, di nessuno. Dentro casa mia mi sento proprio in prigione. L'allarme lanciato ai carabinieri e la scoperta che i 2 malviventi forse fossero solo dei ragazzini molto esperti. Abbiamo trovato delle impronte molto piccole e poi la cosa veramente scioccante è che sono entrati dentro casa senza usare piedi di porco, senza usare nulla di che. Hanno agito in silenzio nel buio del giardino condominiale, tentando di entrare in casa di Giuliana, non contenti del grosso colpo messo a segno poco prima dalla vicina di casa ottantenne. E ho trovato, come ho aperto la porta, l'armadio a muro che ha sbattuto sulla porta quando ho aperto. Come sono entrata, sono andata subito in camera a vedere, qua in salotto era già tutto rovesciato, si vedeva subito. Poi sono andata in camera e ho trovato tutto rovesciato. Entrati dalla porta finestra mentre Anna Maria, nonostante l'età e le precarie condizioni di salute, era di ritorno dall'assistenza agli anziani in una casa di riposo a Conegliano. Quel poco che mi hanno rubato per me valeva tanto, una collana d'oro di mia mamma e un anello molto molto grosso, anche quello sempre di mia mamma. Furti che portano con loro conseguenze e senso di impotenza e solitudine. È un messaggio quello che Anna Maria vuole lanciare. Che abbiano un po' di pietà a venirci a trovare, a salutare, a vedere come stai prima di tutto, perché poi il mio morale era molto giù. E basta anche solo una parola di conforto. Abbiamo Giorgio da San Stino di Livenza. Ciao caro Giorgio. Buongiorno a lei Mirella, buongiorno al signor che ha il professor Favero. Favero Marzio. Ecco, senta, io vi ho sentito molto bene, allora volevo riprendere un po' dal filo che voi avete portato avanti. Lei ha illustrato, signora Mirella, la realtà fattuale di quella che è, cioè la gente non si sente protetta, si sente abbandonata da questo Stato che ha in mano tutto, come ha sottolineato il signor Marzio Favero. La distanza tra la realtà sociale della gente che vive e la nostra politica. Qui emerge praticamente tutta l'inefficienza che subentra, cioè abbiamo visto anche quella che è la richiesta dal basso di riforme che noi sappiamo bene, no, per l'autonomia, di cui anche Marzio Favero è molto informato. Abbiamo visto qual è stato il responso della consulta, che addirittura ha detto che non esistono i popoli regionali, che esiste solo il popolo italiano, che le materie non ci sono ma che ci sono solo funzioni, queste cose. Ecco. E allora mi chiedevo, ma se questo è l'andazzo, cioè se la consulta che lei dovrebbe praticamente vigilare sul buon andamento, sull'osservanza pedissequo della Carta Costituzionale, è la prima che ci passa sopra quei 5 del carro armato, no? Visto e considerato quali sono state queste prese posizioni, vista la refrattarietà di questo paese cattopardesco a fare qualsiasi tipo di riforma, ecco, mi chiedo, siamo in democrazia o in democrazia? E questa riforma, questa costituente che sento sempre dire da Marzio, ma non lo sento dire da nessun altro, soprattutto a livello governativo, quale tempistiche ha bisogno che si possa arrivare a un piano di riforme, diciamo, globale, visto anche per la giustizia, tutto un governo che è stato inquisito, cioè è una cosa impossibile, cioè qua ci vuole proprio un cambio di mentalità, un cambio proprio di, come si dice, di nomenclatura, perché quelli che sono al governo, quelli che sono le istituzioni sono veramente un vecchio dinosauro che tarda a morire, tarda a passare. Vi seguo e speriamo di avere un buon responso dal signor Marzio. Grazie. Grazie a te Giorgio, prego professor Favero.
Intanto saluto entrambi gli ospiti che sono intervenuti. Sottolineo un aspetto, perché sto insistendo da solo in questa fase sulla necessità di un'assemblea costituente. Perché cerco di guardare alla realtà e all'evidenza. Sono 30 anni che le forze politiche che si alternano alla guida del governo cercano di portare avanti delle riforme a colpi di maggioranza. Sono riforme che poi puntualmente il governo successivo va a smantellare, oppure che vengono smantellate dagli stessi elettori. Penso alla proposta di Renzi che venne bocciata con referendum popolare, oppure a quello della devoluzione. Anche quella proposta avanzata da Bossi venne demolita con referendum popolare. Per quanto convocare un'assemblea costituente possa sembrare un atto più lento rispetto a quello di convocare una commissione per le riforme in Parlamento, in realtà la storia ci insegna che è vero esattamente il contrario. Fra il 46 e il 47 l'Assemblea Costituente italiana ha varato la Carta fondamentale del nostro Paese in un contesto segnato da difficoltà terribili. L'Italia usciva da una guerra civile, oltre che dalla Seconda Guerra Mondiale. Era divisa da partiti che ideologicamente proponevano visioni assolutamente incompatibili fra loro. Eppure, in 2 anni, quell'Assemblea riuscì a partorire una Costituzione che nella sua sostanza è assolutamente buona e ha in sé anche i germi per una evoluzione in senso federale dello Stato, cosa che invece noi non riusciamo a fare. Come mai i nostri padri costituenti e madri costituenti in 2 anni sono riusciti a fare un'operazione di quel tipo, mentre noi non riusciamo a partorire nessuna riforma e i nostri tentativi sembrano elefanti che partoriscono topolini? Fermo, professore, perché sennò mi cade la linea, perché ho aperto il centralino e sa come funziona. Abbiamo Livio da Favero Veneto. Vai Livio. Buona giornata a tutti voi. Io purtroppo in queste situazioni, quando apro la TV sento bla bla bla, tutti che parlano, tutti vogliono dire la sua. In poche parole, poco da fare. Non sono le cose. Avere le leggi più severe e non avere limiti quando si deve denunciare qualsiasi persona, anche su un ragazzino a 13 anni. Non bisogna per un periodo di tempo, finché le cose non si mettono a posto. Poi si vedrà e si potrebbe riprendere come Dio comanda, come era una volta quando ero un ragazzino. Io ho 79 anni, non ho mai visto la mia regione, parlo del Veneto, ok, messa in queste condizioni. Come si fa? Non si di giorno, per stare attenti di giorno, di sera poi auguri, specialmente per le donne e per le ragazzine. Dico una cosa, ma lo sa che io quando esco di casa delle volte mi armo di un coltello, pure io, perché sono stufo di avere paura, non dico paura, però di essere più attento. Non è più come una volta, come palestrare via tranquillamente, sai, con amicizie, ciao, buondì, signori come state. Adesso deve stare veramente attenti. Quando avete magari 2 o 3 ragazzini, un gruppo, o anche uno solo può darsi, specialmente se è straniero. Io sono stato in Africa 3 mesi, sono le ex repubbliche italiane, per modo di dire repubbliche. Ho visto com'è la loro vita là. Le donne si fanno un mazzo così, ma i maschi non fanno niente. Con la sigaretta in bocca, fai così, fai colà. Io sono stato molto meravigliato a vedere queste cose qui. E difatti quando parlo con gli amici è difficile queste cose, loro quasi non mi credono. Però una cosa importante, l'Italia si deve svegliare su certe cose. Non si può andare avanti così. Stiamo sempre peggio. Anche il Veneto ultimamente è caotico. Mi scuso, ma un po'. Devo chiamarli, ma sono veramente stupito di certe cose che si avverano qui in Italia. La ringrazio per avermi ascoltato, pardon, mi scuso ancora, buona giornata. Ecco, il nostro problema qual è? Non dovete scusarvi. Ecco, questi siamo noi purtroppo. Scusa, signor Paron, scusa se parlo. Non dovete scusarvi, dovete reagire anche parlando, dicendo la vostra. Non è vero che nessuno ascolta, nessuno sente, non è vero. E noi vediamo qualche risultato. Ecco, specialmente quando davanti alle telecamere si vedono le fragilità, Mirella chiama, rispondono subito e riescono a risolvere il problema. Ma non è che deve chiamare Mirella, ci sono degli uffici proposti che dovrebbero risolvere il problema.
non Mirella perché davanti alle telecamere questa persona chiama e dice quello che sta succedendo e ha bisogno di aiuto. Ecco, perché siamo tutti fragili e non possiamo difenderci da solo. Non puoi girare col coltello, Livio, non puoi farlo, perché non siamo nel Far West, almeno io spero. Spero che veramente la politica, quella vera, quella che pensa al suo paese, prenda in mano la situazione e batta un pugno, perché ci siamo anche noi. Non ci sono solo quelli che arrivano con le barche o quelli che arrivano dall'est, ci siamo anche noi e noi abbiamo bisogno di risposte concrete. Pubblicità. Siamo con il professor Marzio Favero, consigliere regionale del Veneto Lega, ma abbiamo Claudio da Marano Vicentino in linea. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma il problema di questo governo che mette mano alla Costituzione, beh, innanzitutto questo governo è rappresentato da una persona su 5 a livello italiano, perché se noi moltiplichiamo i 12 milioni di voti che hanno preso tutti e tre i partiti, li moltiplichiamo per 5, vediamo che è 1 su 5, quindi che vada a mettere mano, diciamo così, nella Costituzione a me non mi piace, perché lo vedo piuttosto come un governo classista. Cioè, hanno fatto la repressione al diritto di manifestare con la scusa di reprimere i rave party, cioè hanno congegnato un sistema per arrestare in massa in caso di occupazione di fabbriche, strade o università, e nello stesso tempo hanno tolto l'abuso di ufficio e ha messo 45 giorni per le intercettazioni. Quindi questo è classismo, nel senso che per i colletti bianchi, per i ricchi c'è una misura, mentre per i poveracci c'è un'altra misura. Allora io direi piuttosto date le dimissioni e ritorniamo al voto a livello dello Stato, che tanto cioè, è una legge elettorale farlocca cui siete passati, e al limite dopo, quando ci sarà una rappresentanza più ampia, ma non di chi è andato a votare, ma degli italiani, allora magari si può mettere mano alla Costituzione. Perché se adesso, perché 4 ragazzini entrano su una casa, dobbiamo avere il colpo di fuoco a sera, come quando c'era il fascismo, proprio non ci sto, insomma. Buona giornata signori. Grazie Claudio da Marano Vicentino, e non solo dobbiamo barricarci in casa, ma anche barricati, avete sentito, non sei al sicuro purtroppo. Prego professor Favero, a lei le risposte. Allora concludo la riflessione di prima, che peraltro si collega anche all'ultimo intervento. In realtà noi abbiamo bisogno di agire proprio a livello di Carta Costituzionale. E io credo che serva un'assemblea costituente proprio per evitare che i partiti si chiudano nei recinti. Chi è chiamato a lavorare all'interno di un'assemblea costituente sa che deve farsi carico degli interessi anche delle controparti e sa che ha un tempo limitato per produrre la riforma e che questa riforma deve poi essere al servizio di tutti i cittadini. Chi all'interno di un'assemblea costituente non è che interessato al consenso personale immediato da raccogliere il giorno dopo nei sondaggi, ed è questa la differenza. Le riforme falliscono in Italia perché la preoccupazione di chi le fa è quella del consenso dei cittadini il giorno dopo, mentre la buona politica la si fa nel medio e lungo periodo, anche accettando il prezzo di non essere graditi all'opinione pubblica per un certo periodo, perché certe cose vanno digerite anche dal corpo sociale, no? La buona politica non deve essere a tutti i costi simpatica ogni giorno ai cittadini. Per quanto riguarda i temi della sicurezza, io non credo proprio che siamo di fronte a una involuzione autoritaria in questo Paese. Gli scioperi si continuano a fare, le manifestazioni in piazza invece si stanno colorando di una tonalità che non mi piace. Io mi ricordo quando ero agli esordi della Lega, noi facevamo delle manifestazioni assolutamente pacifiche, ma c'erano dei titoloni in cui si parlava di minaccia alla sicurezza nazionale. Invece qui ci sono dei giovinastri che si divertono a tirare bombe carta o a sprangare la polizia, e sembra quasi che sia la polizia a essere il cattivo del gioco. No,
qua vi sono dei residui di atteggiamenti fanatici che è bene che vengano tolti, perché le manifestazioni violente non appartengono a nessun tipo di tradizione democratica autentica e non vanno giustificate in nessun modo. Per quanto riguarda la sicurezza, io credo che dovremmo fare i conti col mondo che è cambiato. Quando io ero bambino si dormiva con le porte e le finestre aperte, ma era diversa la composizione sociale. Si viveva in paesetti di ridotte dimensioni dove tutti si conoscevano, il brigadiere conosceva vita, morte e miracoli di tutti i cittadini, se avveniva un furto non doveva nemmeno fare un'indagine, sapeva già a quale porta bussare per recuperare la rifortiva. Oggi invece siamo all'interno di una città reticolare, quale è diventata il Veneto. C'è una grande mobilità sociale, cioè le persone si trasferiscono a vivere lontano dalla casa dei genitori. Abbiamo molti anziani che sono soli e quindi in condizioni di fragilità. Nessun brigadiere oggi può conoscere tutti i cittadini che è chiamato a tutelare e quindi diventa molto più difficile l'opera di seguimento dei criminali. Ma non solo, si diceva poc'anzi che spesso i gruppi più pericolosi di delinquenti vengono dall'est e compiono degli atti predatori, qualche volta accompagnati anche da atti di violenza, e poi scappano, ed è chiaro che è difficile avere la sfera in mano e sapere dove arrivano. I comuni hanno, come ripeto, poco personale dedicato alla polizia locale perché sono stati chiamati a ridurre, a causa del debito pubblico, il numero di dipendenti e quindi alla fine abbiamo il cane che si morde la coda. Serve uscire da questa situazione avendo il coraggio di fare una... Sì, però, professor Favero, noi vediamo che gli agenti sono in Libia, fior di agenti che sono là, allora per noi non si trovano mai, però per mandarli in certi posti queste persone si trovano e noi siamo veramente con le spalle al muro, perché avete sentito anche questa signora cosa ha detto, addirittura era stata narcotizzata e continuano e nessuno può fare niente perché non ci sono, dicono, le risorse per mettere più personale, anche dare più potere alle forze dell'ordine. Però adesso abbiamo Maurizio da Are, chiamate dappertutto questa mattina come sempre d'altra parte. Vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno al signor Favero. Interessantissimo il dibattito di stamattina, complimenti. Allora Mirella, io dico una cosa, vi dico una cosa, apro questa parentesi. Ma dove sta scritto che un cittadino non si possa difendere? Dove sta scritto? Allora, io apro un esempio, faccio un esempio su me stesso. Se io per la strada sto camminando, vengo fuori dalla spesa e ho le borse di spesa e c'è un criminale che mi vuole derubare della spesa, io mi difendo come posso. Cioè, inutile che stiamo qua a girarci attorno. Il mondo, ha ragione il signor Favero, il mondo è cambiato, quindi bisogna tutelarci. Se non lo fa la polizia, io mi difendo, a parte che, Mirella, ti dico che a militare ho imparato un po' di difesa personale, perché naturalmente quando avevo un po' di tempo andavo in palestra. Quindi mi so autodifendere, ok? Fino adesso non è successo, però può succedere, ok? Ecco, con questo non significa che uno faccia come il Far West. Non è il Far West. Purtroppo le persone sono costrette a difendersi, sia anche la casa, ok? Come in casa che fuori, perché non siamo sicuri né se torniamo a casa la sera oppure neanche sicuri in casa col mondo che gira adesso. Quindi ben venga se una persona sa difendersi e naturalmente se sa autodifendersi, anche se sa anche gestire la situazione in difesa della famiglia, ok? Magari con i bambini anche dentro in casa. Non è, Mirella, che una persona debbano offrire il caffè o i pasticcini a un ladro che mi entra in casa. Ma stiamo scherzando qua? Stiamo su scherzi a parte? Spero di no. Io non è che appena vedo la porta, oppure appena sento la porta che apre, io sono già avanti con la forca, perché c'ho la forca io qua, Mirella. No, Maurizio, non va bene, ecco, queste cose non si può fare Mirella, così. Mio, è eccesso di legittima difesa, bisogna stare attenti, attenzione, perché con la legge poi non si scherza finché ci sono queste leggi qua
queste sono, e al momento dobbiamo tenere presente che abbiamo queste leggi che devono essere cambiate, giustamente come dice anche il professor Favero, perché io devo essere sicura in casa mia. Prego, professore. Credo che sia sbagliato pensare all'ipotesi di arrangiarsi per avere giustizia. La civiltà nasce come superamento di questa logica, nasce con l'intenzione di rinunciare ai meccanismi della faida per passare a un sistema dove c'è chi garantisce per tutti la sicurezza interna ed esterna. Io vorrei però che noi non perdessimo di vista una cosa, ovvero sia che dobbiamo rispetto alle forze dell'ordine, tutte. Non dimentichiamoci che ognuno di noi ha la sua attività professionale, possiamo avere dei momenti difficili, però nessuno, come le forze dell'ordine, può trovarsi nella situazione di dover rischiare anche la vita per difendere gli altri cittadini. Quindi ai carabinieri, alla polizia di Stato, anche alla polizia locale, si deve riconoscere il rispetto che è necessario avere nei confronti di chi si espone al rischio anche personale. Il fatto che poi si trovino a operare sotto organico e non sempre con tutte le strumentazioni di cui avrebbero diritto dovrebbe indurci a sentirci ancora più vicini alle forze dell'ordine, e per questo forse come cittadini dovremmo essere anche più proattivi, cioè collaborare con le forze dell'ordine, perché quando vediamo che c'è qualcosa che non va nel nostro quartiere, quando vediamo che ci sono dei personaggi che non frequentano il nostro ambiente usualmente però da qualche giorno stazionano e si girano attorno, forse potremmo anche alzare il telefono e avvertire chi si occupa della sicurezza nel nostro quartiere, nel nostro territorio. Senz'altro servono interventi più strutturali, ma qui avremo bisogno veramente di approfondire la questione, che è ampio spettro. Faccio un esempio. Una delle frasi tipiche che dicono i cittadini: non vale la pena denunciare perché tanto poi i ladri, quando vengono arrestati, vengono rimessi fuori a piede libero il giorno dopo. Il che spesso è vero, ma per un motivo molto semplice. Oggi i ladri sono talmente furbi da capire che non vale la pena di fare atti violenti, perché se fanno atti violenti vengono fermati in carcere. Altrimenti è più facile che vengano semplicemente denunciati, ma a piede libero. Perché? Perché abbiamo le carceri che sono strapiene. Veramente abbiamo un sovraffollamento delle carceri, si arriva al 120, il 130, ma non è il caso, 140. professor Favero, di mettere in carcere chi veramente merita e cercare di sfoltire queste carceri con persone che potrebbero fare anche dei percorsi diversi? Posso? Prego. Guarda, ti cito Foucault. Foucault ha dedicato un corso di un anno all'università al tema del sorvegliare e punire. Non è il caso di ripercorrere qui in questa trasmissione il senso della sua riflessione, però c'è una sua battuta che ritengo formidabile. Ma veramente il carcere è la medicina giusta per tutti i tipi di malattie, cioè per tutte le tipologie di reato? In realtà il carcere sembra essere stato concepito per punire i piccoli illegalismi e nascondere all'opinione pubblica i grandi illegalismi. Cioè l'idea che i grandi miliardari la facciano sempre franca e i poveracci, che pure sbagliano ed è giusto che paghino, finiscano però in carcere, forse ha un fondamento anche dal punto di vista sociale molto forte. Basta vedere anche in America nel braccio della morte chi c'è, quasi tutti sono di colore scuro, chissà il perché, ma questi numeri sono numeri, bisogna dire la verità. Ma succede anche da noi che in carcere ci sono persone che potrebbero tranquillamente magari aiutare anche la Mirella agli orti sociali o al banco solidale, invece di essere rinchiusi in questa e dentro magari metterci qualcun altro che sappiamo anche nomi e cognomi. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno professore. Mi rivolgo a lei, professore, in qualità di consigliere regionale. Ecco, lei parlava dei comuni prima. Ecco, a quando, professore, si farà la riforma degli enti locali? È là che è il problema. Quanti anni è che se ne parla delle riforme degli enti locali? E non si fa niente. Si immagini, professore, che sono tutte leggi mascherate, perché anche sulla distribuzione del PNRR, sui contributi, e i comuni piccoli non prendono niente rispetto ai comuni grossi, perché non hanno le strutture, non hanno il personale per presentare i bandi.
non hanno niente. E poi un comune piccolo, giustamente come che dice la Mirella, se io ho la sfortuna di abitare in un comune piccolo e i miei uffici chiudono il venerdì e chi si è visto si è visto, e poi tornano lunedì e poi devono chiamare la Mirella avanti e indietro. Cioè, poi professore, lei ha parlato proprio da professore, ha detto che praticamente le 7 devono essere prese, anche se si può perdere voti, in teoria ha detto così, e poi a lungo termine si recupereranno questi voti. Questa è una forma di democrazia. Ecco, volevo il suo parere. Buongiorno e grazie professore, buon lavoro. Ciao Gianfranco, prego professor Favero. Io ringrazio il signor Gianfranco per le sue parole. Sì, io credo che serva una politica un po' più coraggiosa. Quando sono diventato sindaco di Montebelluna, porto questo umilissimo esempio, mi sono trovato davanti a un problema, il congestionamento viario nel centro cittadino che stava soffocando anche le attività commerciali. Era da 40 anni che in città si parlava di pedonalizzazione. Mi sono assunto la responsabilità di fare un progetto serio, scientificamente fondato con le analisi sui flussi di traffico, le dimensioni delle vie, le possibilità di introdurre dei sensi unici, ma quando ho sperimentato la pedonalizzazione c'è stato un fuoco di fila di persone contrarie, dalle opposizioni a una parte dell'opinione pubblica. Francamente, con i miei consiglieri ho fatto questa riflessione, che se avevamo ragione, anche quelli che all'inizio non erano convinti si sarebbero ricreduti, ma che interrompere la sperimentazione soltanto perché c'erano delle proteste viscerali immediate era un errore. Bene, oggi la città di Montebelluna dispone di un centro pedonalizzato, la viabilità è diventata molto più fluida, si sono ridotti gli incidenti ed è l'unico paese in Veneto in controtendenza non solo per la riduzione del CO2 ma anche per la riduzione delle polveri sottili. Questo dimostra che alle volte bisogna sopportare anche il malcontento dei cittadini se si ha un programma di trasformazione di una città serio, e lo stesso vale a mio avviso a livello nazionale. Io avrò fiducia di un presidente del governo quando sentirò un presidente del governo dire ai propri cittadini: signori, dobbiamo fare dei sacrifici, ve li imporrò, ma è per il bene collettivo. Magari non avrà un'audience immediatamente positiva la sua presa di posizione, ma io sono convinto che nel lungo termine potrebbe godere della stima della gente. Con gli stipendi che abbiamo e le pensioni che ci sono, una buona parte del paese che lavora e lavorando in due non riescono ad arrivare al fine del mese. Penso che sacrifici ne passano veramente tanti, poveretti. Quando io parlo di sacrifici del paese li fa sempre il popolo, professor Favero, questo popolo che Mirella, non è ascoltato, che non è più sicuro, che è stanco di proclami. Lui vorrebbe veramente che pensassero al popolo, questi governanti. Dovete pensare al nostro popolo. Professore, come ci saluta? È finita l'ora? È finita l'ora, vi saluto con un abbraccio, partendo, riflettendo sul fatto che noi abbiamo bisogno anche di ricondurre la riflessione politica a un piano di razionalità, perché io capisco che è bello colorare il dibattito politico con l'emozione, e l'emozione è importante perché è una forma di conoscenza anch'essa, però non può sostituire la riflessione. Il grande filosofo Aristotele diceva che è importante avere un sentimento che ragiona e una ragione che sente, non disgiungere le due dimensioni. Però noi abbiamo bisogno di capire che un medico pietoso fa la ferita infetta. Grazie, grazie, veramente è necessario avere una politica del rigore che però sembra che questo Paese non voglia mai praticare. L'alternativa però non è una miglior qualità di servizi, sono soltanto sperperi. Abbiamo Marzio Favero come consigliere regionale del Veneto Lega, chissà che qualcosa vada avanti, si ricordi di Sveglia Veneti, di quella che ha sentito professore, perché è la voce del popolo che parla a Sveglia Veneti, e questo popolo veramente ha anche delle idee chiare su quello che vorrebbe, ecco, per se stesso e per la famiglia e per tutti noi. Grazie, grazie, pubblicità. Arrivederci.
PFAS interferiscono con la proteina che consente allo spermatozoo di fecondare l'ovocita, una ricerca sperimentale condotta dal professor Carlo Foresta in collaborazione col professor Alberto Ferlin del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e il professor Diego Guidolin del Dipartimento di Neuroscienze, ha dimostrato che i PFAS si lega ad una specifica proteina sulla membrana dello spermatozoo, la cosiddetta IZUMO1, modificandone la struttura e impedendone il legame con la sua corrispettiva omologa sulla membrana dell'ovocita, la proteina Juno. L'ultima nostra scoperta è stata quella di individuare cosa succede quando lo spermatozoo deve fecondare l'ovocita. Bisogna sapere che quando lo spermatozoo deve fecondare l'ovocita deve raggiungere chiaramente l'ovocita e deve creare delle condizioni perché la membrana dello spermatozoo si leghi alla membrana dell'ovocita per far passare poi il DNA all'interno dello stesso. Per far questo c'è bisogno che ci siano due elementi fondamentali, uno sullo spermatozoo e l'altro sull'ovocita, che quando si incontrano danno il via alla coniugazione fra le due cellule e aprono la porta all'ingresso del DNA all'interno dell'ovocita. Bene, il PFOA si lega a questi due elementi, come dire, fondamentali per la fertilizzazione, ma quello che c'è sullo spermatozoo viene anche modificato nella sua struttura e quindi anche il procedimento di fecondazione, questa è la nostra ricerca ultima, è alterato nell'uomo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l'infertilità oggi colpisca una coppia su 6 e siamo giunti ad un vero inverno demografico, conclude il professor Foresta, riscontrando anche nelle donne gli effetti dei PFAS. Il PFOA, che è il PFAS più frequente nelle nostre zone, riconosce il recettore per il progesterone, che rappresenta per l'utero l'ormone fondamentale perché l'endometrio diventi una zona facilmente, come dire, utilizzata dall'embrione per l'attecchimento. Quando c'è questa fusione fra PFOA ed endometrio, l'endometrio funziona poco. Ecco perché sono stati riportati casi di poliabortività, perché non è sufficiente l'attività dell'endometrio all'attecchimento dell'embrione stesso. E presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo da Padova la professoressa Alessandra Andrisani, direttore unità dipartimentale procreazione medicalmente assistita, di stare con noi. Grazie veramente professoressa, grazie. Visto che servizio abbiamo trovato, ecco perché dobbiamo anche capire, io ho avuto queste mamme no FAS proprio ospiti e sono veramente preoccupate, sono preoccupatissime perché ancora non c'è una statistica, c'è qualcosa che non si sa e sono i loro figli e sono questi numeri che hanno questi valori molto alti nel sangue e parliamo anche di procreazione medicalmente assistita. Saluto anche l'altro ospite, Gianni Dego, cantante melodico. Buongiorno. Che poi sentiremo. Ciao. Anche lui perché ci vuole anche un po' di ottimismo e bisogna anche pensare ancora che il mondo è anche rosa un pochino, vero professoressa, che lei vede molto rosa e celeste, più rosa o celeste ultimamente? Cosa si vede? Perché si va a periodi. Prego professoressa e grazie. Si va a periodi, questo è un periodo di grande ottimismo. In sala parto abbiamo un po' di rosa e un po' di celeste, ma i numeri siano abbastanza corrispondenti. Allora cosa ci dice, cosa ci racconta professoressa? Scienza, ricerca sempre più avanti, anche grande tecnologia. Prego. Allora, il problema è che purtroppo l'infertilità è una patologia che sta aumentando un po' dappertutto nel mondo, sta aumentando molto nel nostro paese e quindi chiaramente chiunque si occupi di ricerca sta cominciando a chiedersi il perché. Da un lato sappiamo che uno dei motivi è che le coppie cercano figli in età sempre più avanzata e questo crea inevitabilmente una condizione di infertilità idiopatica perché la biologia non è mai cambiata. L'età in cui la donna è più fertile tra i 25 e i 28 anni, l'età in cui la donna italiana cerca figli è almeno i 32-33 anni, quindi chiaramente questo già riduce quella che è la fertilità fisiologica. Però effettivamente non può essere solo questo. Ci sono tutta una serie di altre problematiche, alcune delle quali le conosciamo perché abbiamo imparato a studiarle meglio e a scoprirle prima. Parliamo dell'endometriosi, parliamo di tutta una serie di problematiche quali per esempio quelle abitudini anomale che ci portano a mangiare male, quindi ad avere o l'eccesso di peso, quindi l'obesità, o il difetto di peso, quindi l'eccessiva magrezza. Parliamo del fumo di sigaretta che è aumentato negli ultimi anni soprattutto tra la popolazione dei giovani, quindi di coloro che dovrebbero, come dire,
preservare, no, la loro fertilità. Parliamo delle infezioni sessualmente trasmesse che sono aumentate tantissimo negli ultimi 4-5 anni, e parliamo anche di tutte queste nuove sostanze che purtroppo diciamo fanno parte di quello che genericamente, no, è un po' l'inquinamento, e che viene chiamato in termini generici, ma come giustamente spiegava il professor Foresta ha poi delle specificità che stiamo studiando, perché si è evidenziato che anche tutto quello che ci circonda purtroppo può avere un'influenza negativa sulla nostra fertilità. Professoressa Andrisani, non è che forse bisognerebbe fare più prevenzione, perché il futuro sono i giovani, non c'è niente da fare, là il futuro dove dobbiamo andare a parare, ma soprattutto far capire l'importanza del proprio corpo, il rispetto, fare molta prevenzione. Questi ragazzi che usano queste sostanze, ecco, senza contare quelli che hanno nel corpo senza saperlo, perché si beve l'acqua che è infetta, perché si mangia male, come ha detto la dottoressa, l'inquinamento, però poi contribuiscono perché non lo conoscono il corpo, non lo rispettano, non viene spiegato abbastanza, e questo è un male. Io ho avuto una sessuologa che ha detto: è peccato, perché noi potremo veramente insegnare molto e rispettare molto il loro corpo e prevenire anche certe situazioni. Lei ha detto: queste malattie veramente stanno aumentando, queste malattie molto anche trasmissibili. Perché? Perché non sanno, loro giocano, pensano di giocare, pensano di sapere tutto, alla fine non sanno niente. Ecco, questa dovrebbe essere anche una scuola che cambia anche all'interno con queste figure. Cosa ne pensa, professoressa Andrisani? Mirella, io penso che lei abbia assolutamente ragione. Guardi, proprio questa settimana, mercoledì, ho presieduto un convegno che aveva proprio come argomento questo, cioè quello della diffusione di quelle che sono le conoscenze sulla salute riproduttiva e sulla sua tutela. E proprio oggetto del convegno è stato questo, cioè rendere più sensibili sicuramente i medici, quindi i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia e i vari specialisti di volta in volta coinvolti a quello che è il concetto di infertilità e di patologie che mettono a rischio, condizioni comunque che mettono a rischio di infertilità. Ma uno degli argomenti trattati è stata proprio questa esigenza, che secondo me è sempre più pressante, di dare informazione anche alla popolazione. Su questo è molto impegnato anche l'Ateneo, anche l'università, in particolar modo il mio gruppo insieme al mio dipartimento, ma non solo il mio dipartimento, anche altri dipartimenti dell'Università di Padova sono impegnati in un bando che appunto ha come titolo il titolo One Health 2.0, quindi tutela della salute globale, e all'interno di questo contesto ci sono anche tutta una serie di progetti finalizzati a comunicare che cos'è la salute riproduttiva e quindi quelli che sono i comportamenti che possono creare dei rischi, perché questi comportamenti cominciano fin dall'età pediatrica. Nel momento in cui cominciamo a non tutelare la nostra salute da quando siamo bambini, quando diventiamo adulti, il danno oramai è tale che qualunque meccanismo di correzione mettiamo in atto, purtroppo non ci sono più possibilità. Dottoressa Andrisani, quello che però traspare, come ha detto lei, che queste persone, queste donne, ecco, si rendono conto che forse a 35, 40, ma anche a 50, adesso anche superati i 50, magari a qualche volta, vogliono diventare mamme, vogliono diventare genitori, vogliono un figlio. Ma si chiedono poi cosa vuol dire avere un figlio a una certa età, poi questo figlio che cresce, qualcuno dirà sì, l'importante è avere amore, affetto, ma non basta, è un figlio che capisce che forse magari andando a scuola, frequentando una certa società, vede che non ha magari un genitore dell'età magari dei suoi compagni. A livello psicologico io ho sentito più di qualche ragazzo che si vergogna di avere i genitori di una certa età, perché non sono tutti uguali, Dobbiamo capire anche cosa vogliono questi figli. Non è un po' di cinismo? Come lo vede lei, professoressa? Io spiego sempre alle coppie che arrivano da me che per quanto oggi una donna di 50 anni sia sicuramente una donna giovane da un punto di vista sociale, purtroppo non lo è più da un punto di vista biologico, e questo significa tante cose. Innanzitutto è importante ricordare una cosa, che è vero che oggi la scienza e la tecnologia ci consentono di fare tanto. Oggi possiamo avere una maternità a 50 anni, va detto
non con i propri ovociti, ma con gli ovociti di una donatrice, quindi è già un concetto diverso. Ma queste spesso sono gravidanze ad alto rischio, noi lo vediamo nelle nostre sale parto, quindi spesso sono bimbi che nascono prematuri, mamme che sviluppano patologie molto importanti durante la gravidanza, che mettono a rischio la loro stessa salute oltre che quella del loro bambino, e quindi abbiamo il rischio di avere bambini che poi non stanno bene. Ma è chiaro che poi diventare genitori dopo una certa età significa dover gestire, dover seguire un bambino in tutte quelle che sono le sue esigenze, e molto spesso la fatica è tanta, perché chiaramente se noi pensiamo dalle cose più banali, al bimbo che si sveglia di notte ogni 2 ore, alle cose, diciamo, al seguirlo in quelli che sono gli impegni scolastici, in quelli che sono gli impegni sociali, sicuramente la complessità aumenta. È chiaro che abbiamo diversi tipi, no, di persone, quelle che diciamo così si svegliano a 50 anni, quelle che invece a 50 anni arrivano dopo un percorso di sofferenza legato a ritardi diagnostici, ritardi terapeutici, quindi sono categorie diverse. Però io credo che se noi riusciremo a far passare questo messaggio a livello della popolazione, cioè all'idea di cercare una gravidanza quando è comunque più opportuno che la gravidanza arrivi, io credo che faremo un grande favore sia a questi genitori e sia chiaramente ai loro bambini. Avete sentito come risponde la professoressa Andrisani, quanto chiara e semplice nelle parole, capite a casa, perché sono discorsi importanti. Io dico sempre che dovete imparare perché siete a scuola il mattino con queste eccellenze che abbiamo. Sentiamo anche invece un maschio, un padre, un uomo che è diventato papà, giovane, Gianni Dego. Sì, avevo già 30 anni, 30 anni più o meno, insomma, uno più, uno meno. Già 30 anni, pensate quando dice già 30 anni, come a 30 anni si fosse già di una certa età, diversamente giovane. Non è vero? No, perché allora si lavorava diversamente, il lavoro era diverso. Io facevo il cantante, però facevo anche altri lavori, cioè eravamo impegnati. Io non ho studiato, io alla quinta elementare io ho smesso, cioè poi la superiore l'ho presa, cioè le medie, in poche parole l'ho presa serale, però io già andavo a lavorare. Io la sera andavo a scuola per le medie, cioè il diploma che non ho mai messo da nessuna parte. Io sulla carta d'identità ho quinta elementare anche se ho il diploma, ma non me ne frega niente perché io volevo lavorare. E ho in mente le parole del mio maestro, l'ultimo anno mi ha fatto sì una snash, cioè sei un asino, milanese perché abitavo a Milano, mi fa devi venire a fare, no, vuol dire guarda se sono promosso, buono, se non sono promosso non vengo più a scuola perché io non voglio più. Lo so, tu sarai un gran lavoratore, parole dette da lui, che mi vedeva cosa facevo a scuola. Però studiare niente fa, no, non mi va, non mi piace. Senti, le parole della professoressa Andrisani dicono molto su quello che è il benessere fisico sia di questa mamma che vuole diventare, di questa donna che vuole diventare mamma a una certa età, di questa donna che delle volte ha un percorso di vita un po' particolare, anche si diverte, ecco, fa tante cose, poi a una certa età si deve fermare perché se vuoi un figlio non puoi fare quello che facevi sempre e quotidianamente. Secondo te, tu che sei un uomo, io voglio sentire parlare anche gli uomini, questa donna che vuole diventare mamma a tutti i costi perché a un certo punto dice ho bisogno di un figlio, in qualunque modo cerco di averlo, cosa ne pensi? Come uomo parlo. No, io dico che una donna a 50 anni dovrebbe cominciare a avere dei nipoti e non un figlio. Perché avere un figlio è un impegno molto, molto grande. Io sento anche i discorsi di mia moglie e ha ragione. Quando hai un nipote a 50 anni che te lo danno, te lo consegnano magari una giornata, mezza giornata, quelle 2 ore, hai una tensione dentro perché hai paura. Hai allevato i tuoi figli, però tu dentro hai paura. E c'è la paura di qualsiasi cosa. Quindi a 50 anni bisognerebbe pensarci ben, ma molto bene. Cosa ne pensa, professoressa Andrisani, di quello che ha detto il nostro Gianni Dego? Guardi, devo dire che ha espresso in maniera incredibilmente chiara e reale
quello che è. Io ho avuto la fortuna comunque, perché io ho avuto 2 figlie da grande, nel senso che ne ho avuta una a 38 e una a 39 anni, in quanto scegliendo in qualche modo, amando molto il mio lavoro e scegliendo di fare carriera, ho dovuto nella prima parte della mia vita sacrificare quelle che erano le mie aspettative, le mie ambizioni personali. E devo dire che oggi, se c'è una cosa, una sola di cui io mi rammarico, è non averle avute prima, perché comunque le paure che si hanno a quest'età non sono quelle che io avevo quando avevo 30 anni, 20 anni, insomma 30 anni, in cui mi sembrava di poter scavalcare le montagne e che non ci fosse nessun rischio, e anche devo dire la paura che non ci sarò per tanto, nel senso che loro quando saranno grandi, e forse quando ci saranno dei nipoti, non lo so, ci sarò, non ci sarò, speriamo di sì, però se io tornassi indietro devo dire che le farei prima. Professoressa Andrisani, non è che forse questa donna, nonostante nel 2025 che andiamo nello spazio, che fa qualsiasi lavoro, non è abbastanza supportata? O fai carriera o diventi madre, non puoi farle tutte e due a una certa età, perché fare carriera vuol dire che devi limitare qualcosa, devi privarti di qualcosa. Non è che manchi proprio questo supporto alla donna di fare ambedue le cose. Il maschio non ha questo problema, assolutamente. Siamo noi che ce l'abbiamo, però mi sembra che non è che abbiamo fatto tanti passi avanti anche nel 2025. Sì, qualcosina si è fatto, ma non abbastanza per dare l'opportunità a questa figura femminile di diventare madre giovane e di fare anche carriera. Perché no? Prego, professoressa. Allora Mirella, io non posso condividere quello che lei ha detto, perché purtroppo non esiste, al di là di tutto quello che si vuole dire, nessuna parità. La famiglia non è equamente distribuita, a mio avviso, nel senso gli impegni familiari o comunque privati non sono sicuramente equamente distribuiti, ma questo perché biologicamente siamo diversi, perché comunque per i figli la figura della mamma e la figura del papà, per quanto entrambe altamente importanti, non hanno lo stesso significato. E devo dire che nell'ambiente del lavoro è ancora complesso, tranne rari casi forse di persone fortunate che hanno avuto dei supporti alla loro carriera indipendentemente dall'età e a realizzare il desiderio di maternità. Nella maggior parte dei casi è continuamente un combattere e un correre controcorrente. Professoressa Andrisani, volevo anche sapere cosa ne pensa. Io ho avuto ospite il professor Silvio Garattini, ce l'avrò anche prossimamente, il quale mi ha detto di continuare a parlare di questi farmaci che vengono testati sugli uomini ma presi dalle donne. E secondo lui è una battaglia che le donne devono fare, devono capire perché questo. Io ne ho parlato anche con il professor Moretti dell'AIFA e ha detto che il professor Silvio Garattini, che non può essere messo in discussione di sicuro, ha ragione, qualcosa si sta facendo. Forse però io dico anche, professoressa Andrisani, che forse molte donne arrivano a più di 100 anni grazie magari anche a questi farmaci testati sugli uomini, siamo più forti e questo per fortuna è un vantaggio, li freghiamo là. Ecco, Gianni ride, ma è così, abbiamo molte più centenari che centenari. Però questi farmaci testati sulle donne che poi, sugli uomini che poi vengono prese anche dalle donne, possono influire anche su quello che sta dicendo lei, ecco, sulla sterilità, sulle maternità. Cosa dice, professoressa, dal suo importante osservatorio? Così poi glielo dico al professor Garattini quello che mi ha detto. Sicuramente io non sono assolutamente, non ho le competenze del professor Garattini per discutere quello che lui ha detto, e credo che l'organismo maschile e l'organismo femminile non sono identici e hanno delle risposte al farmaco, comunque alle sostanze che vengono introdotte diverse. Banalmente, sicuramente parte del motivo per cui noi siamo più longeve è legato a quello che è il nostro assetto ormonale. Noi abbiamo gli estrogeni che per tanti anni ci proteggono da tante problematiche, il rischio cardiovascolare, l'ipercolesterolemia, quindi tante situazioni che poi diciamo così vengono meno quando noi entriamo in menopausa, e quindi in qualche modo diventiamo più simili agli uomini perché non abbiamo più gli estrogeni ma abbiamo una prevalenza in qualche modo di androgeni e quindi di quelli che sono gli ormoni un po' più pericolosi. Quindi sicuramente i due tipi di organismi sono diversi, e se non per tutti i farmaci ma probabilmente per alcuni farmaci testare il farmaco sul soggetto maschio e sul soggetto femmina potrebbe sicuramente essere più valido.
Grazie professoressa. Allora adesso facciamo riposare la professoressa e andiamo a sentire questa bella canzone di Gianni Diego. Ne ho messo una ma ne metto un'altra. Oh mio Signore, perché dobbiamo appellarci a Lui, non c'è niente da fare. Andiamo. L'uomo triste in ginocchio li sta, forse pregare nemmeno lui sa, con gli occhi fissi ad un altare, ad un'effigie vuol parlare, che vicino di banco gli sto, sussurro amico, tu soffri lo so, vorresti piangere e gridare al mondo intero. Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. Mi ringrazia e confessa, lo so, un uomo indietro tornare non può, ma di lassù lui capirà se abbiamo in noi sincerità. Ho fatto male più agli altri che a me e forse tardi ho capito cos'è quel desiderio di pregare, di confessare. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. Quella volta lo incontro in città, domando amico e allora come va? Un uomo nuovo è nato in me e l'ho imparato insieme a te. Cieli sereni ho rivisto lassù, mari tranquilli non grigi ma blu. Dal giorno che pregai con te, questo c'è in me. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. Pregando comprendo che sei qui con me. Allora Gianni Diego, sbaglio? Abbiamo visto un Gianni Diego in età molto fertile. Qua penso una trentina d'anni fa. Cosa provi rivedendoti, Gianni? Beh, bello, io dico, guarda quanti capelli avevo ancora in testa. E ne hai ancora, dai, non ma lamentarti. Un po' mancano. Senti Gianni, altri tempi. Quello che volevo chiederti anche proprio come uomo, fa fatica un uomo accettare di non essere fertile, di non essere virile? Perché io dopo lo chiederò anche alla professoressa Andrisani, Qui dobbiamo anche far parlare questi uomini, noi parliamo sempre, ma loro, a parte il calcio qualche volta e qualcos'altro, non è che li senti parlare tanto di quello che interessa anche a noi. Cos'è la virilità per un uomo che fa fatica ad andare dal medico, fa fatica a curarsi, fa poca prevenzione? Perché cosa c'è che non va in voi, che non riuscite ad accettare, ecco, la fertilità, soprattutto la virilità? Cioè, io questo non lo so, perché non l'ho provata, io l'ho sempre avuta fino a poco tempo fa, dopo purtroppo l'età avanza e i problemi ci sono, quindi. Però io penso che un uomo, se non ha la virilità, non è, cioè non si sente sicuro, è tagliato fuori, ed è la realtà,
perché volente o nolente, voi donne siete furbette e fate presto a mettere a terra una persona, un uomo. Se sapete che ma cosa vai, che tanto via. Cioè, spero di capirmi, non posso dire le parole esatte. Si può fare niente. Brava, quello hai detto te. È la realtà questa. Quindi un uomo con l'avanzare degli anni credo che si senta molto a disagio. A disagio, parlo di uomini, Certo, uomini, a me interessa quello, perché veramente parlate poco, io spero di farli parlare nella mia trasmissione, infatti chiamano anche tanti uomini, soprattutto uomini, mi fa molto piacere. Ma dopo quello lì, di quello che hai detto te, cos'è che è un'educazione anche che dovremmo avere da bambini, da piccolini. Da piccolini devi capire, i genitori devono capire, guardare il figlio com'è, come va, se c'è un problemino risolverlo loro. Perché se lasci andare quando arrivi all'età di 17-18 anni, già lì il bambino, penso, parlare di certe cose diventa un problema. Ma secondo te è questione di paura, di non voler metterti in gioco, cioè mi devo esporre, devo farmi visitare, devo fare prevenzione, devo capire cosa mi sta succedendo, perciò metto la polvere sotto il tappeto e continuo, perché delle volte si arriva che veramente le malattie potrebbero essere state curate. Però vedi, se c'era il genitore che il bambino lo seguiva da piccolino, capiva il genitore qual era il problema. Non vai ad aspettare il bambino o il ragazzino che incomincia a avere 17 anni, dove subentra la paura, già frequenti le scuole di un altro tipo, viaggi già con gente, qualcuno più grande di te che fa certi discorsi e tu non li hai mai fatti. Mettiamo un caso, Gianni, metti che la tua compagna, la tua moglie, ecco, non sei fertile, lei capisce che c'è qualcosa che non va e ti dice andiamo dal medico a vedere cos'è che non funziona. In quel momento che te lo dice, come reagiresti tu uomo? Allora, lascia stare, proprio come uomo, dico. L'accetteresti subito oppure prenderesti tempo? Io da uomo sì, perché io quando mi sono sposato la prima cosa che ho parlato con mia moglie è stata questa. Se noi non possiamo avere figli, intanto ricordati che ci lasciamo. Questo l'ho detto subito. E poi siamo andati a vedere, perché io ho fatto i primi 4 anni... Chi ha detto questo, tu o lei? Tutti e due. Ah, tutti e due. I primi 4 anni io mi sono sposato perché volevo un figlio. Questo mia moglie, se fosse 4, lo direbbe chiaro. I primi 4 anni non arrivava. Proprio niente da fare. Dicono gli orari, sai che quelli che ti sanno tutto, sì. L'orario mattina, mezzogiorno, non c'è niente da fare. Quando non arriva, non arriva. E noi abbiamo fatto un sacco di esami. Io ho fatto un sacco, non lei, io. Un sacco di esami, tanto è vero che avevo l'ultimo da fare e mi fa Gianni aspetta, non andare, aspetta, e ero incinta. Ma ne abbiamo parlato più di una volta. Professoressa Andrisani, cosa vuol dire sentire parlare anche gli uomini di questi temi così delicati per loro che fanno fatica? Ecco, affrontare anche un tema tutti assieme, come vede lei la situazione? Prego, professoressa. La situazione negli anni è cambiata e fortunatamente in meglio, nel senso che quando io ho iniziato questo mestiere si faceva fatica a far fare esami agli uomini perché dicevano beh ma io cosa c'entro, io sto bene, quindi anche fare lo spermiogramma, che poi insomma è l'esame di base per capire un po' la fertilità del partner maschile, era una cosa complessa. Adesso qualche volta ci succede ancora, ma è rarissimo. Quello che però si nota è che diciamo, forse quando l'uomo si sente il responsabile della mancata gravidanza, accusa molto di più questa cosa rispetto alla donna, cioè la donna è un po' più propositiva, dice vabbè facciamo la terapia, l'uomo è come se si sentisse in colpa, quindi alle volte va molto più supportato, ecco, in quella che è il rassicurarlo che in definitiva l'infertilità è una malattia, non è colpa di nessuno e non mette in discussione, se vogliamo, la sua virilità, perché spesso questo è l'argomento che più insomma li colpisce. Professoressa Andrisani, anche questo mettere in gioco questa persona che vuole un figlio, si parla molto, anche io devo parlare semplice perché a casa devono capire questo utero in affitto, questa persona che veramente è con le spalle al muro e vuole diventare mamma a tutti i costi, oppure quelle persone transgender che non possono adottare e perciò si rivolgono a queste
a queste operazioni anche molto importanti, perché non è così semplice come ha spiegato la professoressa Andrisani diventare mamma, non è che sia una cosa che vai a spasso o fai un giretto, impegna molto. Ecco, cosa vuole dire lei dal suo osservatorio? Ecco, com'è la situazione, lei professoressa Andrisani, che vede, che messaggio vorrebbe dare questa mattina? Ma allora, innanzitutto un concetto fondamentale che ancora oggi non sempre viene riconosciuto: l'infertilità è una malattia che ha la stessa dignità di tante altre malattie che possono essere, che ne so, la gastrite, la polmonite, il tumore. Quindi sono malattie che impattano in quella che è diciamo, una degli aspetti più intimi della vita dell'individuo e della coppia, perché tutti noi, quando nasciamo, quando cresciamo, quando veniamo educati, ci immaginiamo che a un certo punto ci sposeremo o comunque ci troveremo un compagno e diventeremo genitori. Quindi trovarsi negata questa realtà è una gravissima forma di sofferenza. Proprio, come diceva Gianni prima, non è più la sofferenza solo dell'individuo, diventa la sofferenza anche della coppia. Per cui molte coppie non resistono a questo trauma e molte coppie in qualche modo si separano. Quindi sicuramente va sottolineata l'importanza di questa condizione. Oggi esistono nuove forme, se vogliamo, di infertilità che una volta non venivano riconosciute. Appunto abbiamo queste persone che sono i transgender, abbiamo tutta una serie di condizioni, ma anche rispetto all'utero in affitto se ne è molto parlato, però non si ragiona mai sul fatto che ci sono delle donne che per una malattia genetica nascono senza utero. Non è che loro scelgono di non avere un figlio, di non portare avanti una gravidanza. È vero che oggi la tecnologia ci aiuta grazie al trapianto di utero, ma il trapianto di utero è una tecnica ancora, diciamo, agli albori, molto comunque difficile da praticare. La medicina fa degli sforzi per andare avanti e per in qualche modo risolvere anche queste situazioni, però secondo me bisognerebbe ragionare a 360 gradi. Molto spesso si ragiona sulla donna che affitta il suo utero, non ci si chiede come sta quella che invece ha bisogno di accedere a questo tipo di pratica, non perché abbia scelto di non avere l'utero o di avere un utero malato, ma perché si ritrova in questa condizione. Vede l'importanza di essere qui, di spiegare, professoressa Andrisani, anche queste cose che se lei non le dice magari a tanti a casa non lo sanno, chi va mai pensare, pochi sanno se non tocchi direttamente il problema che si può nascere anche senza utero, ma io voglio diventare mamma, voglio un figlio, datemi la possibilità, e va bene ad averlo evidenziato. Tu lo sapevi questo, Gianni? Sì, ho sentito parlare tante volte, però non... un argomento in cui preferirei non dire niente, anche perché è molto delicato, e lì è la donna che deve capire, che deve fare lei, perché poi non so il procedimento e non... Ma se una donna, come dice giustamente la professoressa Andrisani, nasce senza utero, tu da uomo, ecco, accetteresti che la tua compagna, che è una malattia, come ha detto la professoressa Andrisani, si affidasse appunto a questo affitto dell'utero? Dillo sinceramente. No, cioè è una domanda che adesso qua su due piedi non ti saprei dire, dovrei essere... È il momento quello che ti viene? Ma... Io so già cosa dici. Di no. Esatto. Ha sentito, l'aveva immaginato anche lei, professoressa, che avrebbe detto di no. Ma perché? Prego, professoressa. Allora, il discorso è questo. Io condivido, cioè il concetto è avere quella sorta di tolleranza, no? Che consente ad ognuno di noi di seguire un po' quello che è il proprio credo, quelle che sono le proprie idee. Cioè ci sono per esempio molte coppie che quando gli si propone la fecondazione assistita dicono no, io preferisco restare, non avere dei bambini oppure adottare dei bambini, quindi delle cose completamente differenti, perché io non me la sento di fare la fecondazione assistita. Non è assolutamente una scelta discutibile dal mio punto di vista, e allo stesso modo dal mio punto di vista trovo che nel momento in cui si rispetta chiaramente e non si lede la salute o l'autonomia decisionale di nessuno, trovo che tutte le scelte in qualche modo, se motivate, debbano essere rispettate. Quindi non è un sì o un no, perché noi abbiamo molte donne che presentano questa malattia, che poi ha un nome, si chiama sindrome di Rokitansky,
e che scelgono di non avere gravidanza o comunque rifiutano sia il trapianto di utero che eventualmente, ora in Italia non lo si può più fare, ma comunque la maternità surrogata. E questa è assolutamente cioè nel momento in cui l'individuo è sereno rispetto ad una decisione, questa decisione va rispettata. Sono d'accordo con lei, professoressa, l'ha spiegato anche molto bene. Ognuno deve pensare alla propria maniera e va rispettata la decisione che prende. Però vuol dire che c'è anche domanda, perché è stato aperto un altro centro proprio a Chioggia, nuovo centro procreazione assistita. Andiamo a sentire, perché questi centri ci sono e dobbiamo anche conoscerli. Prego. Primo sopralluogo pubblico al cantiere nell'ospedale di Chioggia, dove sorgerà il nuovo centro per la procreazione medicalmente assistita che servirà il territorio. Questo centro si propone di soddisfare le esigenze dell'intera ULSS 3 e non solo, anche le esigenze di tutte quelle coppie che del Veneto e al di fuori del Veneto che ambiscono ad avere dei trattamenti ad altissima tecnologia e professionalità per i loro problemi riproduttivi. Sarà un centro di riferimento anche oltre i confini dell'ULSS 3, proprio per poter contribuire a contenere la forte tendenza alla denatalità. È un servizio sempre più necessario. Tenete conto che noi purtroppo siamo fanalino di coda d'Europa per natalità e per età al primo parto. Dall'ultimo report Istat parliamo di 33,1 anni al primo parto, e questo a sua volta sta contribuendo al calo demografico e all'aumento delle problematiche riproduttive. Contemporaneamente al centro, all'ospedale di Chioggia si realizzerà anche il nuovo blocco parto-travaglio. Stiamo portando avanti un importante lavoro, un importante investimento che riguarda sia la componente ospedaliera sia la componente territoriale. Dentro l'ospedale stiamo realizzando il blocco parto-travaglio, che sarà un punto importante per questa struttura, e la PMA, che invece sarà un punto di riferimento per tutta l'azienda. Un sopralluogo è stato effettuato anche alle strutture sismiche che, già messe in opera, fanno dell'ospedale uno dei più sicuri del nord Italia. Allora, so che Gianni Dego vuole fare una domanda alla professoressa Andrisani. Vedi che un po' alla volta si aprono questi uomini. Vai Gianni! Cioè, è una domanda un po' difficile. Allora, io vorrei, non in quanto anche a me, ma molti come me probabilmente, cosa vuol dire l'utero in affitto? Cioè, che procedimento è questo? Ecco perché forse non si riesce a dare una risposta immediata e dire, insomma, come procede sta cosa? L'utero in affitto. È una domanda. Ha capito, professoressa Andrisani? Che se li apriamo un po' cominciano a parlare. Prego. Chiedo scusa, però. No, è giusto, ci mancherebbe. La domanda è corretta. In realtà il termine medico sarebbe maternità surrogata. Utero in affitto, che poi il termine che invece è passato, è un termine tra virgolette un po' dispregiativo che nasce da una cosa, cioè quello che succede è che quando una paziente non ha l'utero o non ha un utero competente per una gravidanza, ma ha le sue cellule uovo e ha un compagno con i suoi spermatozoi, quello che si può fare è unire le cellule uovo della paziente e gli spermatozoi del compagno, creare un embrione, quindi un prebambino, diciamo piccolo piccolo, e appoggiarlo all'interno dell'utero di una donna che si offre di portare avanti la gravidanza. Quindi questo bambino sarà della coppia che ha dato l'ovocite e lo spermatozoo, ma ci sarà una mamma surrogata che si fa carico di portare avanti la gravidanza e di partorire questo bambino. Dove è nato il problema? Che purtroppo non sempre le persone che operano in quest'ambito sono persone, diciamo così, forse trasparenti o forse oneste, quindi a un certo punto, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e questo è quello che viene contestato a questo tipo di tecnica, si è approfittato di persone bisognose che in cambio di pochi soldi accettavano di effettuare questa pratica. Ma come ci sono persone che sono state sfruttate, ci sono anche persone che comunque fanno questa cosa con coscienza, cioè nel senso che decidono di farla perché aiutare, diciamo, il loro prossimo fa parte un po' del loro concetto di vita. Quindi sicuramente
laddove questa pratica viene, viene considerata legale, quello che è importante fare, come dicevo, è preservare non solo la donna malata che non può portare avanti la gravidanza, ma sicuramente anche la donna che deciderà di portarla avanti al posto suo, in maniera tale che non sia costretta a farlo, ma che lo faccia perché è qualcosa che sente di fare e che vuole fare perché ne è convinta. Grazie professoressa. Allora, prima di sentire Gianni abbiamo Adriana da Crocetta. Vai Adriana. Buongiorno a tutti. Io vorrei sapere precisamente, utero in affitto, non è che questo utero venga fecondato con gli spermatozoi del marito. Ci sono persone extra che magari non si conoscono, che fanno la fecondazione assistita e prendono magari anche dei soldi perché è così. Mi sembra che sia così, insomma. Vi ringrazio, se ho sbagliato qualcosa me lo direte. Ah, te lo diciamo subito, prego professoressa. Allora, sì, se ho capito bene la domanda, la coppia malata si prendono dalla coppia malata la cellula uovo e lo spermatozoo, che sono i due elementi fondamentali per creare l'embrione, cioè quello che diventerà poi il bambino. Questo embrione non può essere messo nell'utero della paziente perché la paziente non ha un utero o ha un utero fortemente malato e quindi viene appoggiato nell'utero di una donatrice che è esterna alla coppia, è un'estranea, non è un'estranea, comunque una paziente, una persona che non fa parte della coppia e cresce all'interno dell'utero di questa persona, che quindi porta avanti la gravidanza e partorisce questo bambino. Molto chiara. Gianni? Sì, io adesso ho capito perfettamente, non avevo capito l'inizio, però questa mamma che porta poi al termine questa gravidanza, quando sarà il momento della separazione, sarà un grande problema. Capisco che lo fa, può farlo o per i soldi o non per i soldi, come ha detto la dottoressa, però separarsi da un figlio che ha fatto lei, poche parole l'ha levato lei, ha tirato su lei, non c'è niente da fare. Come fa a separarsi nel momento più bello? Ma non è suo figlio. Non è tuo, ma l'hai tirato su te. Professoressa Andrisani, vede quanto è importante che sia qui questa mattina? Prego. Ma lì io credo che rientri nella soggettività. Allora, non più tardi, mi sembra di ieri, è uscito sui social di una ragazzina di 16 anni che ha partorito e ha appoggiato il bambino sul balcone e è morto di freddo. Quindi questo per dire come non necessariamente perché uno partorisce un bambino poi ha questa affezione nei confronti del bambino stesso. È stato agli onori della cronaca recentemente una donna che ha partorito ben 2 figli, se non erro, e li ha seppelliti in giardino. Quindi diciamo che la natura dell'essere umano è molto molto variabile. Le persone che si offrono per prestarsi a portare avanti la gravidanza hanno sicuramente fatto queste valutazioni e quindi per quello che è il loro credo, per quello che è la loro modalità di pensiero, verosimilmente portare avanti una gravidanza e partorire un bambino non ha in sé intrinseco il significato di essere mamma di questo bambino. Se lei chiede a me personalmente, io personalmente non mi presterei per fare l'utero in affitto, però credo che come io non lo farei, chi lo fa, almeno le persone che lo fanno per scelta, abbiano fatto questa valutazione, anche perché le devo dire che quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, noi in Italia non lo facciamo, per noi è un reato universale, non si può fare, quindi parliamo di qualcosa che in Italia e gli italiani non possono fare. Ma per esempio la procreazione medicalmente assistita eterologa, che è quella in cui invece la donna infertile ha l'utero ma non ha più le cellule uovo e quindi prende le cellule uovo da una donatrice esterna che gliele regala, ok? Che gliele dà comunque. Anche di solito sono persone a cui prima di effettuare questi trattamenti noi facciamo fare dei consulti psicologici, ma non perché pensiamo che siano matti, ma semplicemente perché vogliamo che queste persone siano serene di aver compreso il percorso, cioè cosa comporta anche da un punto di vista etico, morale, religioso, di pensiero e quant'altro, e solo una volta serene che quello che stanno facendo rientra in quello che loro desiderano veramente fare, iniziano il percorso.
Molto chiara, almeno Gianni ha spiegato molto bene. Molto chiaro. È ancora bravissimo. un po' perplesso Gianni, non è che sia proprio del tutto convinta, abbiamo capito come la pensa. Prego professoressa. L'idea ovviamente, io non voglio convincere nessuno, non si tratta di cioè io sono convinta, ecco, che se Gianni si fosse trovato ad affrontare questa scelta non l'avrebbe affrontata, ma sarebbe stato sereno di non affrontarla. Questo è l'importante. L'importante è che chi sceglie nella vita di fare qualcosa, sia qualunque cosa, veramente, non solo questo. Però io penso che le cose si fanno bene se si è capito cosa si sta facendo e se si è sereni che si sta facendo quello che si vuole fare. Però Gianni ha anche detto una cosa importante, Gianni Dego, professoressa Andrisani, ha detto: se da bambino iniziano la famiglia, i genitori a fare un percorso culturale anche importante, parlando anche di queste cose, perché io dico sempre che nel 2025 anche genitori diciamo giovani hanno paura di parlare del sesso, di parlare con i loro ragazzi, di formare anche questo piccolino che inizia subito a chiedere perché, ma perché non mi spieghi cos'è? Forse anche questo fa parte un po' di un tabù che abbiamo noi, perché è così, non c'è niente da fare. Non è che parliamo solo dei diversamente giovani, io parlo con dei ragazzi e dico: mamma mia Mirella, parlare di queste cose in casa, ma lasciamo perdere, non si parla proprio, è vero o non è vero Gianni? No, in casa mia si è sempre parlato, qua testimoni i miei figli, ho sempre parlato chiaro, ma chiaro, fammi vedere come va, come funziona. Chiaro, chiedete a mio figlio, la realtà. Con mia figlia ci pensava mia moglie, ma con mio figlio non ho mai avuto un problema. Ho sentito, lasciarli parlare con mia moglie, perché tu ti vergognavi? No, perché ci sono dei discorsi da donne e l'uomo non può entrare, specialmente all'inizio dell'età, quando un bambino ha 6, 7, 8, 9 anni, che le bambine specialmente incominciano a curiosare, sapere ma cos'è. Glielo spiego anch'io spiegavo, però mia moglie ne sa di più. Però non ho sempre parlato, ma senza nessuna vergogna, e ancora oggi. Gianni, noi ci viene da sorridere, dottoressa, le chiedo scusa, ma Gianni ci viene da sorridere. Io sono così, sono sempre stato. Stefano da Mantova, poi sentiamo la professoressa Andrisani come risponde. Prego Stefano. Allora, un saluto a Gianni, perché sono uno, ho 68 anni, frequento ancora le discoteche. Ciao! È molto importante, però c'è una cosa solo da dire, la penso quasi come lui, però io ho avuto 2 figlie femmine prima dei 30 anni, sono stato contentissime e abbiamo sempre parlato del sesso a casa mia con la moglie quando si mangiava, cioè il telefono non esisteva, si mangiava e si parlava anche di sesso. Però gli dico una cosa, i figli si fanno da giovani, perché c'hai quel brio che ti fa girare gli spermatozoi e secondo me la donna rimane incinta. A me è successo che ad esempio mi sono sposato, avevo 23 anni e fino a 25 ci trovavamo tutti i giorni e non c'era niente da fare. Una sera gli ho detto a mia moglie: adesso andiamo a cena. Siamo andati a cena, abbiamo fatto una cena stupenda, abbiamo bevuto anche il gelato con la fiamma, avevamo fatto una balla fuori di testa. Quando siamo andati a casa abbiamo fatto le scale, indumenti dappertutto, e mia moglie è rimasta incinta a 25 anni. Quella seconda sono andato al mare, si vede che cosa c'è, cos'è, è nata anche la seconda. Però secondo me c'è una cosa solo: se metti la donna sotto pressione, o te sei sotto pressione, bisogna riuscire a superare quel momento lì. Se sei rilassato, le donne rimangono incinte. Dopo che ci siano delle cose più, diciamo, ha ragione la professoressa, se ci sono delle cose più importanti bisogna andare dal medico, ma prima bisogna provarle di tutto, ma col partner. Dopo, secondo me Gianni ha ragione sul discorso dell'utero in affitto. Io in quel caso lì preferirei adottare un bambino. Grazie a tutti e un saluto. Grazie anche a te Stefano, salutiamo Mantova, avete chiamato dappertutto questa mattina. Allora professoressa Andrisani, vede che gli uomini chiamano, vede che li intrighiamo anche con questi discorsi, non sono discorsi da donne, sono discorsi per le persone. Prego professoressa. Devo dire che dicono anche delle cose giustissime, nel senso che
quello che ha detto appunto questo telespettatore è corretto. Noi oggi i giovani in realtà magari fanno sesso in maniera sbagliata, ma proporzionalmente ne fanno meno, ok? Sono impegnati, sono stressati, hanno il lavoro, hanno gli impegni, e questo è anche parte del motivo per cui è ridotta la fertilità. Molte coppie che arrivano da me non hanno rapporti liberi quando hanno voglia di averli, controllano l'ovulazione, quindi lei si immagini lo stress di sapere che in quel momento, in quell'ora precisa bisogna avere il rapporto perché non arriva, è terribile. E questo è un primo problema. E sono d'accordo che chiaramente quello che ha detto questo telespettatore esprime un concetto che è comunque un concetto scientifico, cioè lo stress è qualcosa che ha un impatto negativo sulla fertilità. Molta gente rimane incinta quando va in vacanza, quando non ci pensa più, quando cambia e si concentra su qualcos'altro. Quindi sicuramente quello che è stato detto è assolutamente corretto, cioè ha espresso in maniera proprio diciamo semplice e comprensibile a tutti un concetto che è anche un concetto scientifico. Trovo che sia giusto, poi devo dire che è migliorato questo, oggi i genitori parlano molto di più ai figli. È vero che rimane sempre un po' questa cosa della donna che parla con la figlia femmina e l'uomo che parla con il figlio maschio, e delle volte dell'uomo che dice alla mamma beh io non ho il coraggio, parlaci tu. Infatti ogni tanto io ho delle mamme che mi chiamano e dicono ma non è che potrebbe parlare anche con mio figlio, perché con mia figlia riesco a parlarci bene, con mio figlio non saprei bene cosa dire. Però è un argomento che oggi le mamme affrontano. Io vedo tantissime bimbe di 12-13 anni che mi vengono portate così per fare due chiacchiere, perché parli loro un po' di questo loro passaggio alla vita adulta, della pubertà, della fertilità, quindi la sensibilità è aumentata. Bene, allora adesso andiamo a sentirci un'altra canzone di Gianni Dego. Capita di non rimanere incinta, ma capita anche di rimanere incinta. Capita, andiamo a sentire. A volte capita, quando ti senti solo e il sole non ti scalda più, su questo palco come nella realtà. Capita, sai, a volte capita, tra tutta questa gente la voglia di un sorriso in più, un dolce gesto che risuonerà per l'eternità all'infinito. Vivo la mia vita giorno dopo giorno senza domandarmi mai se per te c'è ancora amore. Gioco una partita, lotto contro il tempo e a volte tempo non ce n'è per curare ogni dolore. Dai, stringiamoci insieme, insieme, insieme. Capita, a volte capita, dover dire basta, anche se in fondo tu non lo vuoi. Ci soffri dentro, ma sai che è giusto così. Capita, sai, a volte capita di chiedere conforto nella preghiera che non dici mai, un dolce gesto che ti salverà per l'eternità all'infinito. Vivo la mia vita giorno dopo giorno senza domandarmi mai se per te c'è ancora amore. Gioco una partita, lotto contro il tempo e a volte tempo non ce n'è
c'è ancora amore. Dai, stringiamoci insieme, insieme, insieme. Dai, stringiamoci insieme, insieme. Io sono sicura che con questa canzone le donne rimangono incinta. Cosa dice, professoressa? Ecco, capita di sentire questa canzone e di rimanere incinta. No, belle entrambe, ma questa stupenda, veramente complimenti, bellissima. Ecco, mi fa piacere, ecco, perché Gianni gliel'ha dedicata, professoressa, si parlava prima e voleva dedicargliela, ecco, perché capita che lei parli con queste coppie e capita poi che rimangano incinta, parlando anche con la professoressa. Grazie, perché è stata molto molto chiara, non avevo capito, adesso ho capito, e quella risposta che ho dato del no, adesso l'ho capita meglio, ci penserei meglio. Ha capito, guarda che l'importanza, ecco, di avere queste ospiti. Come ha detto lei, bisogna parlare, come tutte le cose bisogna parlare. Professoressa, come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare questa mattina? Prego. Ma devo dire che è un messaggio positivo, perché anche da quello che ho sentito dai telespettatori vedo che c'è tanta sensibilità rispetto a questo argomento, tanta voglia di parlarne ma in maniera costruttiva. E dopo tanti anni in cui, diciamo, l'infertilità, la procreazione medicalmente assistita sono state un po' considerate, no, delle cose di cui non bisognava parlare, non bisognava dire, sono molto molto felice, sono orgogliosa che anche nel nostro paese si cominci a parlare di questo e in maniera proprio costruttiva e positiva. Grazie. Anche con gli uomini, vero dottoressa? Specialmente con loro, specialmente con loro, ha visto. Grazie, grazie professoressa. Grazie, Gianni, grazie di cuore. Come ci saluti? Un grazie e tanta salute a tutti quanti. E questa è la base principale della vita. Dottoressa, è stata molto simpatica, chiarissima, complimenti e grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori e un grazie alla Mirella che mi ha invitato anche stavolta. Grazie. Grazie a te, grazie ai miei ospiti, veramente grazie. Pubblicità. Leggerei, prima di presentare gli altri ospiti, questi famosi biglietti che mi hanno scritto questi ragazzi dell'Istituto Coletti per far capire la sensibilità che hanno questi ragazzi. Secondo me la giornata della memoria è importante da ricordare per le persone che hanno sofferto molto e per le persone morte e che non sono più tornate a casa dai familiari. A me dispiace per le persone che sono state portate via da casa oppure mentre stavano festeggiando e arrivavano i fascisti e ti portano via da tutto quello che avevi. La giornata della memoria è importante perché ci ricordiamo di quei bambini che hanno sofferto molto. Allora, io leggo sempre ogni mattina questi bigliettini perché ho molto rispetto per questi ragazzi che hanno scritto. Questi sono della prima E di questo Istituto Coletti e ne parlerò con la professoressa e la chiamo veramente, anche se è direttore artistico, lei c'è più professoressa, insomma invece è una grande professoressa, Giovanna Cordova, che è già stata ospite qui a Sveglia Veneti. Grazie veramente di essere qui. E saluto anche Chiara Luisetto, consigliere regionale PD. Grazie anche alla consigliere Luisetto, anche lei persona sensibile e attenta ai problemi che purtroppo la politica non risolve. Purtroppo, dico io. Allora partirei proprio da lei, professoressa Cordova, direttore artistico su un tema molto importante, la cultura. Questi bigliettini che io leggo, perché quando scrivono io rispetto, soprattutto perché scrivono intanto e hanno nero su bianco rimane, ma soprattutto la sensibilità di questi ragazzi che parlano di bambini, di famiglia, ecco là, temi importanti,
famiglia e bambini. Quanto è importante anche accompagnarli in un percorso difficile come questo, con i messaggi negativi che arrivano. Però grazie anche alla cultura si può rimediare, però bisogna investire su queste creature che non hanno nessuna colpa. Se non hanno i soldi per fare determinate cose, si ferma tutto, si bloccano a livello psicologico, veramente li stiamo penalizzando molto, perché non possono fare quello che possono fare gli altri. Ecco, l'importante è di capire chi sono questi ragazzi. Prego, professoressa Cordova. Ma ragazzi cioè, io lavoro con i ragazzi, nel senso che una scuola di teatro ha circa 200 allievi, quindi di ragazzi ne vedo di tutte le età, dalle elementari, dai più piccoli ai più grandi. I ragazzi sostanzialmente hanno bisogno di essere ascoltati, e ascoltati da chi è in grado di capire quelli che sono i bisogni che non sono un minimo comune denominatore uguale a tutti, ma ognuno ha una sua realtà, delle sue problematicità e delle sue anche grandi possibilità di venire fuori da determinate situazioni. Lei ha toccato un tema molto importante, e cioè, che è una cosa a cui io credo molto, il fatto di aprire delle finestre culturali che sono importantissime per i ragazzi non può essere un fatto elitario, ma deve essere un'opportunità offerta a tutti. Io lavoro in questa lavoro e mi occupo di questa associazione Tema Cultura, che fa teatro, ma non solo. Comunque noi le persone che hanno dei problemi economici, parliamoci chiaro, perché bellissimo far teatro, però se poi ci sono problemi, diciamo, economici di altro tipo, i ragazzi sono accolti gratuitamente. E quest'anno, con questo festival di teatro classico che è partito a Treviso, che si chiama Mythos, noi abbiamo messo a disposizione gratuitamente per le scuole dei laboratori da fare all'interno delle scuole, la presentazione degli spettacoli all'interno delle scuole, alla Brat, alla Biblioteca dei Ragazzi, un corso di teatro per elementari e medie, e poi la possibilità di partecipare ai corsi che noi facciamo alla stanza, al Teatro La Stanza in via Pescatori, gratuitamente. È chiaro che questo non risolve il problema, perché questo non può risolvere il problema, però comunque, secondo me, se tutti gli operatori culturali che lavorano e che si occupano di giovani riuscissero quantomeno in parte a fare del volontariato e quindi lavorare gratuitamente, sarebbe già una bellissima cosa, perché è chiaro che il comune, ma anche lì ci sono dei problemi, perché anche questo fatto di dire che qualsiasi problema deve essere rimandato al comune, alla regione, ma secondo me vale fino a un certo punto, perché è un problema che deve iniziare dalla responsabilità di ognuno, soprattutto degli operatori culturali che lavorano con i giovani e con i ragazzi, perché è facile dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Sì, però prima facciamoci un esame di coscienza e cerchiamo di capire veramente se, incominciando da noi, possiamo fare qualche cosa. Poi, per carità, l'aiuto del pubblico è fondamentale. Questo è il lavoro che io faccio a Treviso. Evidentemente, se non avessi un appoggio da parte della pubblica amministrazione non ci sarebbe, ma questo è evidente. Ma però bisogna, come dire, arrivare a una mezza via, no? Perché bisogna anche pensare che quell'idea del volontariato, per cui ci sono questi che aspettano come degli uccellini nel nido la pappa del comune o della regione, non funziona più, ma è giusto che non funzioni più. Sentiamo come commenta Chiara Luisetto, consigliere regionale PD, ecco diciamo anche questo sfogo di questa insegnante, di questa maestra di vita per questi ragazzi che usa l'arma della cultura, del teatro, per includere, per far capire l'importanza che dà a queste persone che sono fragili. Ecco, io ti prendo per mano, non hai soldi, non importa, vieni con me che ti insegno un percorso di vita molto bello, che ti può anche togliere da quei percorsi, perché hanno i nemici dietro l'angolo, lo sappiamo, certo. Mentre io ti tolgo da
quel nemico. Prego Luisetto. Beh, intanto davvero un complimento sincero per il grande lavoro che mi sembra si stia facendo. Il teatro è tante cose, chi lo ha sperimentato sa il potere quasi salvifico per molti aspetti, perché non risolve tutti i problemi certamente, però insegna molto, insegna una certa disciplina, insegna la possibilità di esprimersi e sfogare magari rabbie, sentimenti e sensazioni ed emozioni, e incanalandoli in una forma d'arte, e quindi è estremamente prezioso. Quando lo si fa con i ragazzi, con i più piccoli, permette di davvero dare loro un'indicazione molto positiva. Io credo che sia molto vero quello che diceva la professoressa, la direttrice, non so come preferisce appunto essere chiamata, ma credo sia molto vero quello che dice, da un lato il fatto che serve una corresponsabilità, le istituzioni devono necessariamente fare la loro parte e magari, aggiungo io, non guardare soltanto a quelle grandi realtà culturali e teatrali che fanno grande il Veneto, che lo rendono famoso in tutto il mondo, ma anche a piccole e medie realtà culturali che invece nei paesi fanno un servizio sociale prima ancora che culturale, perché diventa un servizio per mantenere comunità e per dare forza a dei percorsi che altrimenti rischierebbero di sfociare nel disagio. Quindi se le istituzioni fanno il loro è un passaggio importante, bisognerebbe secondo me rafforzare l'idea che la cultura non è patrimonio di pochi, ma è quasi una, come dire, deve essere bene comune, è un bene comune, perché più si accede alla cultura in varie forme, compresa quella del teatro, più questo allontana da forme di ignoranza, da forme di degrado, da forme di solitudine anche, perché è un ottimo modo per combattere l'isolamento e il disagio sociale. Quindi credo che investimenti in questo senso debbano aumentare. Dall'altro lato serve una corresponsabilità delle comunità, questo è vero. Il sentirsi parte di una comunità passa anche dall'idea di cogliere questi strumenti, avere voglia di metterli a terra e considerarli come parte di una città. Io negli anni da sindaca ho sempre pensato e riflettuto sul fatto che espressioni insieme dei cittadini che gli permettessero di uscire da casa, di costruire qualcosa di creativo, sono uno dei beni più preziosi che abbiamo. Non si vede, ma non è un bene materiale, ma sicuramente è un patrimonio da condividere. Quindi il mio è da un lato un plauso, dall'altro una riflessione sul fatto che è bene aumentare gli investimenti sulle piccole e medie realtà che in questi territori lavorano, e in terzo luogo un richiamo, una corresponsabilità che deve essere di tutti. Se ci sono strumenti positivi per allontanare dal disagio, li dobbiamo coltivare come fossero delle piante, perché ne abbiamo bisogno come l'aria, soprattutto dopo il Covid e dopo l'esplosione di un certo disagio giovanile che rischiamo di non controllare altrimenti. Allora, Luisetto, lei sa che io parlo molto chiaro, anzi direi la regia di mandare in onda un piccolissimo pezzo di questa meravigliosa orchestra che avevamo a Treviso, che non è stata supportata. Tutti i ragazzi dai 12 ai 22 anni. Ma che orchestra è? Che non hanno avuto il supporto politico, amministrativo, che per fortuna invece ha avuto la direttrice o professoressa, io la chiamo professoressa perché mi piace, Cordova, che è nel pezzo, che sa dove andare a parare con questi ragazzi, che li intriga, che li fa diventare protagonisti. Posso dire un'altra cosa però? Io però mi trovo anche i soldi per farlo. Perché questi discorsi dell'assessore, bellissimo, la comunità. Io volevo dire una cosa, cioè le associazioni devono incominciare a lavorare come delle associazioni con delle caratteristiche di imprenditorialità. Quindi è inutile che noi andiamo a fare, cioè ci vogliono dei soldi, allora bisogna essere in grado di trovarli i soldi. Perché dopodiché sennò è inutile piangere e rimettersi a dire il pubblico deve fare, il comune deve fare. Sì, ma muoviti tu e cerca di fare tu, perché
Questa è una non è facile, professoressa Cordova, lei capisce bene che lo sponsor tende ad andare dove ha una certa visibilità, esatto, ecco, molto importante. Inutile che ce la giriamo. Ma è questo se che non un'associazione hai questa visibilità, fare, questa forza, lo sponsor va da un'altra parte, certo, e perciò non lo trovi, non è facile. Ma io come ragazzo, è qua che io vorrei capire, io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quella scuola, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, certo, di conoscere, imparare, di prendere la strada giusta. E questo mi sembra che non ci siamo consiglieri. Io lo so, giustamente lei dice, io sono all'opposizione, non è che io posso avere i soldi che può avere invece la maggioranza da destinare, no, perché io anche ho letto tutte le associazioni che hanno ricevuto i soldi dalla regione, e ho letto anche di fronte a una mamma che non riesce ad avere, ecco, un supporto, che è una mamma che deve crescere 2 figli col marito giovane malato di Alzheimer, quando ha sentito che per una dama sono stati dati 240.000 euro, ha fatto un salto sulla sedia, ma veramente un salto nella sedia. Lei dice, con tutto il rispetto che ho, ma c'è un divario terribile. Io niente, e una dama, parlo in generale perché poi giustamente, per carità, ci mancherebbe, ha preso 240.000 euro senza contare tutto l'elenco che io ho letto pubblicamente, perché sono dati pubblici, non è che si devono tenere nascosti, certo. Però capisce bene che non ci siamo proprio. Allora andiamo a sentire un pezzetto di questa orchestra, vediamo un attimo solo, perché veramente è un peccato, perché sono ragazzi veramente che avrebbero secondo me continuato, chissà magari se li perdiamo, se riusciranno ad avere questa opportunità maggiore, perché non ci siamo proprio, non ci siamo. Per fortuna che ci sono persone come la professoressa che invece riesce anche a trovare sponsor. Sì. Perché è fortunata, è nel giro giusto, no, non lo so, ci sia un lavoro. Non li hanno trovati, non c'è niente da fare, andiamo a sentire. Luisetto quanto arrabbiata sono, nessuno li ha aiutati, nessuno veniva ad ascoltarli. Loro come si chiamano, Mirella? Che non posso chiederti come si chiamano, come si chiama questa orchestra? Suoni di un dono, è un'orchestra proprio trevigiana di ragazzi del Triveneto, naturalmente. No, vedo che sono bravissimi. Ha capito che io ce l'ho messa tutta ma non c'è niente da fare. Pensi che l'ultimo concerto che hanno fatto, per fortuna che ha trovato un parroco che gli ha dato la disponibilità di suonare, perché non sono riusciti a trovare un posto a Natale per suonare. Non hanno trovato un posto molto a Natale per suonare. Questa è una vergogna di tutto il Veneto. È un fallimento della politica, degli amministratori,
è un fallimento soprattutto per questi ragazzi che ci credevano, di questo presidente, di questo direttore artistico, di questo maestro che hanno provato in tutti i modi, ma se non sei supportato non ce la fai, non vai da nessuna parte, non è così semplice come si pensa, perché lui sì e io no. Perché sappiamo di altre orchestre che sono supportate, ci mancherebbe, non dico mica che non devono farlo, ma perché loro no e gli altri sì, consigliere? E questa è la domanda che io farò. È un'ottima domanda, perché diciamo i ragazzi non hanno voglia di fare niente, poi abbiamo questi che studiano, che hanno voglia di fare, che si impegnano, sto parlando dai 12 ai 22 anni, questa orchestra, età dove vediamo cosa succede con questi ragazzi invisibili. Allora, professoressa Cordova, cosa dice lei? Vabbè, è sicuramente un peccato, poi capire come si sono mossi per gestire, per arrivare a portare avanti la cosa, io questo non lo posso dire perché... Non bussato tutte le porte, io posso assicurare. Sì, però, come dire, bisogna secondo me, io avrei dovuto incontrare, perché tra l'altro io sono presidente dell'associazione Manzato, che è un'associazione musicale. Non lo conosco. Con cui stiamo facendo delle cose bellissime. È importante. Sì, e che è proprio, diciamo, un centro di riferimento musicale. E avrei dovuto vedere il presidente. Tullio Giacomini. Giacomini, esatto. Poi purtroppo non sta bene, quindi ha, diciamo, disdetto l'appuntamento. Perché voleva parlarmi per cercare di capire come tentare di portare avanti questa cosa, però ripeto, siamo rimasti lì. Ora io ho una caratteristica mia, io non parlo mai se le cose non le conosco, perché è inutile fare dei discorsi generici che a mio modo di vedere non servono a nulla. Io non so quali fossero le criticità di questa, perché tante volte basta poco per cambiare le cose, quindi io non lo so, certo è un peccato. Però le ragioni per le quali questi ragazzi, questa orchestra non funziona più, è stata chiusa, è difficile per me dare una risposta. Ma io non voglio che lei dia una risposta su questo, io so le criticità, io so dove ha bussato questo presidente, con chi ha parlato, io le so queste cose. Il problema è che non è stato ascoltato, perché qualcuno non voleva ascoltare, voleva prendere altri percorsi, è liberissimo di farli. Però abbiamo perso un patrimonio. Ma io adesso non so a chi abbia parlato. Chiaramente io posso fare un ragionamento con i referenti pubblici che conosco nella città di Treviso, perché sostanzialmente io lavoro a Treviso. Io ho trovato sempre molto ascolto, molta accoglienza e anche molta disponibilità nel tentare di risolvere i problemi. Per questo dico, io non so con chi abbia parlato, però se parliamo dell'amministrazione di Treviso, io da un punto di vista cultura, politiche giovanili, scuola, io ho trovato sempre una grandissima disponibilità per dire lavoriamo assieme per tentare di risolvere il problema. Vede professoressa, io ho detto prima, e lo ripeto, che io non devo essere fortunato perché sono fortunato e mi hanno ascoltato. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E questa orchestra, e questo presidente, e questo direttore artistico, e questo maestro le hanno provate tutte, e glielo posso assicurare, però qualcuno non ha, perché pazienza, non è mica un problema se non ti ho ascoltato. Forse adesso vorrei ascoltarti, ma adesso è tardi, non è facile. Ma a me non interessa se è tardi o se non è tardi. Io vedo quello che è successo. Siccome io conosco la situazione, la conosco molto bene, conosco ad esempio la realtà che è successa al Teatro del Monaco, dove c'era un assessore ad ascoltare questa orchestra e non era di sicuro una serata particolare, era una serata particolarissima, perché si parlava di donazione degli organi, suonavano per la banca dei tessuti, erano tutti presenti. La politica mancava completamente, ma non solo, non è stato scritto una riga sui giornali, su nessun giornale di questa serata. Se non c'ero io che riprendevo con le telecamere tutto il concerto,
nessuno l'avrebbe saputo che c'era questa meraviglia. Allora capisce che io mi arrabbio molto, mi arrabbio perché dico ma perché, ma se c'era la possibilità di aiutare, ma perché? Ho avuto il professor Gerosa che anzi aveva aperto le porte a novembre per farli suonare in occasione dei 40 anni del ricordo di Gallucci, di questo importante cardiochirurgo. Tutto neve al sole, io non so se riuscirò, perché io le sto tentando tutte, anch'io sto cercando lo sponsor, anch'io lo sto cercando, mica così semplice, ma mica semplice. Chi sono? Chi rappresentano? Allora, consigliere regionale, non è il caso di vedere come vengono distribuiti anche tutti questi aiuti, questi supporti, chi sì e chi no, perché siamo anche in tanti. Perché vincono sempre i forti, i fragili non vincono mai, o poco, se non fanno parte del cerchio magico? L'opposizione cosa fa? Sa come vengono distribuiti, ce li racconta? L'opposizione ha un elenco di persone escluse, di realtà escluse, di gruppi esclusi da questa distribuzione delle risorse che sarebbero stati meritori. Io, se vuole, le faccio l'elenco che ho io in testa di realtà culturali del territorio che non sono entrate nella distribuzione delle risorse. Io adesso questa orchestra la ascolto per la prima volta e sento da lei, Mirella, erano la descrizione della fatica. 127esimi in regione, ecco. Le dico anche il numero, che sono stati ammessi. Sì, no, nell'elenco di tutti quei ammessi e non finanziati, Ghese mezzo paese qua. Quindi mi dispiace molto che non abbiano ricevuto nessuna risorsa e di non averlo saputo, non che avessi potuto fare niente, perché sono graduatorie che la Regione stila secondo i propri criteri, che possono essere discutibili e discussi, e anch'io ho avuto a che dire, insomma, abbastanza su alcune scelte, e soprattutto perché, insomma, ci sono scelte di valore che assolutamente non si mettono in dubbio. Poi ci sono scelte che lasciano un po' perplessi, ecco, diciamo qualche sagra che pure ha il suo valore importantissimo per le comunità, ma davanti a un'orchestra di questi ragazzi forse delle priorità ci potrebbero essere. È vero quello che diceva la professoressa, cioè il darsi da fare, l'essere concreti, pratici ed essere i primi che dal basso si tirano su, però è anche giusto, se ci sono situazioni che meritano, come mi sembra sia questa, che le istituzioni si assumano la responsabilità di vederle e di sostenerle, per cui credo che sia veramente un peccato che questi ragazzi abbiano dovuto, mi pare di capire da quello che mi dice, rinunciare a questo progetto. Anch'io non ho la concretezza di tutto il percorso che hanno fatto e quindi non mi permetto di giudicare o di dire che cosa sia successo, però mi sembra, ascoltandola Mirella, che lei invece sappia tutto quello che è capitato, quindi sì. Mi dispiace veramente molto che siano rimasti fuori, e purtroppo è il destino non solo loro, ma anche di molte altre realtà culturali che si vedono passare davanti da come dire, scelte che potrebbero essere fatte, a mio avviso, diversamente. Allora adesso parliamo anche di teatro all'interno di queste scuole, l'importanza e soprattutto questi ragazzi che noi abbiamo visto, perché non ho nessun video, non so se il regista, perché la professoressa Cordova gli aveva, non ho portato niente. Questa volta non ha portato niente, ma li aveva portati in passato per vedere l'impegno, la creatività. Ecco quanto è importante essere protagonisti. Prego professoressa, e sempre grazie per il lavoro che fa. Ma allora, noi lavoriamo su due settori, cioè due piani. Uno è il teatro che è a disposizione di tutti e che facciamo anche all'interno delle scuole. Uno invece è un percorso di eccellenza, che è già un percorso di specializzazione, per cui alla fine della fiera c'è un avviamento, diciamo, a quello che può essere il lavoro dell'attore, andando poi in un'accademia e proseguendo in questo percorso. Il lavoro che noi facciamo diciamo con la scuola e con i corsi base all'interno delle scuole è, a mio modo di vedere, un lavoro importantissimo, perché è un aprire delle finestre, dà la possibilità ai ragazzi di pensare, è un posto di libertà, però dove ognuno ha il limite proprio nel rapporto con il gruppo e con l'altro. Noi lavoriamo sul territorio da 20 anni
e lavoriamo a Treviso, abbiamo una sede a Treviso, una sede a Mogliano, una sede a Venezia, quindi siamo abbastanza grossi. Radicati. Abbiamo incominciato io ho incominciato a fare questo lavoro. Può spostare per cortesia quella bottiglia, professore? Sì, grazie, sì, faccia sì. per cortesia, grazie. Ho incominciato a fare questo lavoro lavorando allo Zanotti a Treviso, che ormai non esiste più, e una grandissima mano me l'hanno data i salesiani a Mogliano Veneto, quindi anche questa è una cosa che io tengo a dire. Perché se io non avessi avuto una base, cioè iniziare da uno zoccolo di ragazzi che hanno incominciato a seguirmi, ma saremmo stati 20, 15, 20, adesso abbiamo più di 200 iscritti, quindi però per me quell'inizio è stato molto importante, e quindi la disponibilità della scuola che mi ha messo a disposizione delle aule, che mi ha dato una mano per organizzare le cose, da cui noi poi siamo partiti e siamo arrivati a fare quello che facciamo. Perché i ragazzi, io mi sono sempre battuta perché i ragazzi abbiano la possibilità di esprimersi con la stessa identica dignità e attenzione degli adulti, che non è scontato, perché se uno parla di solito di teatro per ragazzi pensa a che cosa? Alla scuola, a quelli che mettono coso, luci ci possono essere o non essere, scenografia che ne so, diventa l'oratorio. Allora io non faccio questo lavoro qua, quindi vuol dire che uno spettacolo dei miei ragazzi come produzione costa circa come quanto costa la produzione di uno spettacolo per adulti, e questa cosa io posso farla perché chiaramente ho avuto delle persone che mi hanno dato una mano. Adesso noi collaboriamo col Teatro Stabile del Veneto, ma è tanta cosa che i miei ragazzi o che i ragazzi che seguono i corsi di tema cultura possano arrivare a lavorare al Teatro del Monaco, quest'anno andiamo a Padova alle Maddalene, forse saremo a Venezia al Gold. Ma perché? Perché io ho avuto un interlocutore sensibile, e in questo caso il Teatro Stabile del Veneto, che ha detto: bene, prendiamoci cura di una realtà e veniamo incontro a quelli che sono gli interessi dei giovani. Stessa cosa dicasi per gli appuntamenti che noi abbiamo fatto al Teatro Olimpico di Vicenza, dove abbiamo fatto una marea di spettacoli, 4 anni, e lì perché? Anche in quel caso perché c'era un direttore artistico che ha detto: bene, è per i grandi e lo sarà anche per i giovani. Che cos'è però? Perché i miei? Perché i miei fanno 30 ore di teatro al mese, e quindi praticamente quelli che arrivano a quel punto, 30 ore con chi fa l'addizione, è un'accademia. E perché cosa mi sento dire io? Ma perché spendi tutti questi soldi per fare teatro con i ragazzini? Perché costa questa organizzazione, giusto? E poi alla fine vai anche in debito e ci rimetti, perché se io non metto in moto questa macchina lì non ci arrivo mai, ed è giusto che io non ci arrivi, perché non è che uno può pretendere di fare i saggetti e poi di andare a suonare, no, non può pretendere di fare le 2 lezioncine e poi andare sul palco, no. Quindi anche quello è un discorso da fare molto seriamente, perché accanto a realtà serie e che lavorano, e che lo dico, è in perdita per me questo lavoro. Se io i soldi che investo nell'Academy li investissi in altro modo sarei molto più ricca, ma io voglio che i ragazzi a un certo punto abbiano la possibilità di arrivare lì. In effetti questi ragazzi hanno avuto la possibilità, sono più di 1000 ragazzi che sono passati in questa orchestra, l'ha detto il direttore artistico, perciò penso che avessero anche seminato per raccogliere. Allora sentiamo come ci saluta la consigliera Luisetto, che l'ho messa al corrente di un'altra cosa, ma ne ho in cantiere, se vuole, da proporle, che bussano alla Mirella, perché la Mirella riesce ad arrivare a voi più facilmente, diciamo così, sia maggioranza che minoranza. Prego Luisetto. Beh, intanto saluto la professoressa e la ringrazio, perché credo che sia un lavoro enorme, e anche bello sapere che ci sono realtà importanti del Veneto che sanno vedere il lavoro che si fa con i giovani e che ci tengono a portarlo avanti. Quindi credo sia anche, ha citato il Teatro Stabile, la direzione dell'Olimpico, insomma sono tutte
esperienze che rendono la cultura, magari quella più strutturata, a disposizione dei più giovani, ed è un valore aggiunto. Aggiungo questa cosa: io arrivo da una battaglia queste settimane per tenere aperto l'istituto alberghiero Maffioli di Paderno del Grappa. Mi sembra che ce l'avete fatto, o sbaglio? Sì, tutti insieme, devo dire, non sto prendendo meriti, però innanzitutto per merito delle famiglie e degli studenti e anche dei professori, che in 120 hanno sottoscritto una lettera chiedendo che questa scuola rimanga aperta. Rimane aperta intanto per i ragazzi che già frequentano, ma io spero che in futuro non si torni indietro. Quindi quando si parla di ascolto come quello che per fortuna c'è nella città di Treviso, c'è nel territorio, credo che anche istituzioni come la provincia e la regione non si devono allontanare dalle famiglie, perché quello che è successo in questo mese, in queste settimane, è per la maggior parte dovuto al fatto che la provincia non ha ascoltato le famiglie. Poi è intervenuta la regione in maniera bipartisan, per cui non sto facendo una questione di colore politico, però il fatto che ci si sia incaponiti a voler chiudere questa scuola, che è presidio per due territori, il bassanese e il trevigiano, importantissimo, e che forma ragazzi per dargli una professione, una professionalità da spendere sui territori, è segno che forse qualcosa deve cambiare, perché non saremmo arrivati dopo più di un mese di battaglia a questo punto se si fossero ascoltate le famiglie e i ragazzi molto prima. Quindi credo che un po' di strada nell'ambito culturale, sia diciamo culturale più ampio, ma anche nell'ambito... Si è bloccata? Allora sì, io volevo anche ricordare questa scuola, ma soprattutto questa mamma che ha pregato perché questo ragazzo più fragile degli altri riuscisse a rimanere in questa scuola dove lei si sentiva, ma io mi ricordo questa mamma che ha fatto questo appello: mio figlio non può spostarsi, e questa è la sua scuola, qui deve rimanere mio figlio. Dall'altra parte non avrebbe la stessa opportunità che abbiamo trovato qui dopo tanti sacrifici. Ecco, una porta che si spalanca per questa mamma, per queste famiglie che vivono l'impossibilità delle volte della quotidianità anche nella scuola per i loro figli. No, questo non era veramente permesso, perciò un plauso a tutti quelli che hanno capito l'importanza di tenere aperta questa scuola, specialmente per queste fragilità che hanno tutto il diritto di vivere la quotidianità, ecco, non guardare i numeri ma guardare le persone, forse diventerebbe più importante per tutti. Grazie veramente a Chiara Luisetto, consigliere regionale. Velocissima, come ci saluta professoressa? Che messaggio vuole lanciare? Vi invito tutti a teatro. Ecco, bellissimo. A vedere i giovani che lavorano in palcoscenico. Quando siete aperti? Allora, noi la prossima cosa, i ragazzi saranno il 19 marzo con Achille e gli altri, che è un lavoro che facciamo sull'Iliade. Dove? Teatro Mario del Monaco. Pensate, perciò uno dei più prestigiosi teatri che abbiamo, veramente, dove sono passati degli artisti meravigliosi. Sì, dove ci saranno i ragazzi, perché un'altra cosa, i ragazzi in scena, in palco, chiamano i ragazzi che sono, quindi i nostri teatri sono pieni di giovani. Bellissimo messaggio, grazie anche alla professoressa Giovanna Cordova, direttore artistico Associazione Tema Culture. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Polpetielli affogati. Polipi, dal greco polius molto e pous piede, dai molti piedi, sono animali acquatici di diversa taglia appartenenti al filum degli Cnidaria. Esempi di polipi sono le anemoni di mare e le madrepore, i coralli costruttori delle barriere coralline. Spesso il termine polipo viene usato erroneamente per riferirsi al polpo, che appartiene invece al filum dei mollusca. Ingredienti per 4 persone: 1 chilogrammo di polpetti veraci, da 100 grammi l'uno massimo, prezzemolo abbondante, 2 spicchi d'aglio, 300 grammi di pomodori tagliati a pezzi, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, peperoncino, sale. In una pentola possibilmente di terracotta mettete i polpetti puliti e lavati con i pomodori sgocciolati.
e gli altri ingredienti ad eccezione del prezzemolo. Coprite con un foglio di carta da forno e poi col coperchio. Fate cuocere a fuoco lento, senza mai scoprire, per circa 3/4 d'ora. Il sugo dovrà risultare denso, scuro e lucido. Se a cottura avvenuta vi fosse ancora troppo liquido, togliete i polpetielli dalla pentola ad uno con una forchetta e lasciate restringere la salsa tenendo sempre la pentola coperta. Rimetteteli poi nel recipiente, aggiungete il prezzemolo e fate riscaldare per 4 o 5 minuti. Servite ben caldi e buon appetito!